Amici bellini, siamo pronti? Perché, dai, io sono pronto. Vorrei sapere se siete pronti anche voi. È un po' così, è una serata un po' così. Mamma Carmen, mi sento di cominciare con la live con Mamma Carmen, perché mamma mia. Mamma mia. Allora, abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 60 like per farmi entrare in live e quindi ringrazio i moderatori che mi stanno aiutando in questo journey. È un journey, è un viaggio, ragazzi. Fare la musica è troppo alta, mi scordo sempre. Musica troppo alta, musica troppo alta, mi scordo sempre. E mi scordo anche di lanciare, non mi scordo, mi ricordo di lanciare il link al canale Telegram al quale voi dovreste essere già iscritti. Se non lo siete, fatelo, trovate il link in descrizione. Telegram, perché bisogna fare al canale Telegram mando una sola notifica, perché poi la reaction la trovate già nel messaggio pinnato. Si dice pinnato, non con le pinne, ma che ci ho messo un pin. Siamo live. Niente, senza dire niente, non riesco a dire niente. Siamo live, non riesco a dare una cosa positiva a questa partita, ma comunque la notifica è andata e vediamo un pochino i vostri messaggi. E che brutta mi sto svegliando adesso perché è stata una noia mortale. Andiamo a vedere ragazzi. Se io salto qualche messaggio, vi prego non vi pigliate collera, perché arrivano in velocità e i programmi lo sapete. Ciao Chris, ciao Luke, ciao TD, ciao Marat, ciao Miklos, ciao Falco, ciao Daniele, ciao Joe TV, ciao Stream Elements anche, ciao Angela, ciao Marat di nuovo, ciao Tina che poi sarebbe Ivan, ciao Extreme, ciao Gattuso, nel senso ciao cane pazzo, ma ciao Gattuso nel senso che voi oggi non volete dire altro che Gattuso out. E vabbè, e io vi dovrò parlare al riguardo. Ciao Francesco, ciao Pablox, ciao Matteo, ciao Nightbot, ciao Matti, ciao Nicola, Sarri, Raffaele. Voi io lo capisco, perché voi volete vedere il bel gioco, voi vi siete annoiati. Dove stanno gli occhiali del bel gioco? Voi volete vedere gli occhiali del bel gioco. Lo so, lo capisco. Ma quello che voi non capite è che certe storie, come faceva quella canzone, se ne vanno, poi non ritornano, il brodo riscaldato, eccetera, eccetera. Credetemi, Sarri non è la soluzione. Credetemi quando vi dico che Sarri non è la soluzione, perché punto primo, devi vedere se Sarri vuole tornare. Punto secondo, devi vedere se con questa rosa il gioco di Sarri si può fare. Punto terzo, alle volte tutte le cose non si incastrano bene e l'anno dei 91 punti non è ripetibile, specialmente perché ci sono altre squadre che si sono rinforzate e non c'è una squadra con cui lottare la Juventus, ce ne sono tante e quindi noi dobbiamo fare la lotta con un sacco di loro. Quindi io credo che Sarri non sia la soluzione. Che Gattuso sia esente da colpe? No, noi affrontiamo tutto. Gattuso non è a vita natural durante la difesa, Gattuso no. Però se sbaglia lui va bene, affrontiamo tutte le cose. Extreme, Pablox, Alessandro, Chris, Luca, Antonio. Antonio, tra l'altro tu mi devi contattare in privato, È importante. Se sei iscritto al canale Telegram, mandami un messaggio con la tua fotoprofilo che io troverò e fammi sapere, perché ti devo inserire da abbonato del secondo livello, ti devo inserire nel gruppo degli amici bellini. Allora, con calma, prima di prendere le vostre domande, lo so che siete intossicati, lo so benissimo, però io vorrei fare l'analisi della partita, ma è un po' difficile. Luigi della Vecchia,
amico mio, ma avevo visto anche Tore Falanga. Pensate, avete probabilmente donato insieme e quindi le cose si sono sovrapposte? Ma fammi vedere, è più difficile perché Mariolo sono diventate 3 e il portafoglio è sempre uno. Bellissimo questo messaggio con una napoletanità perfetta e pulita. Ed è vero, e questa è una cosa perché le milanesi stanno andando fortissime e bisogna affrontare anche questa. Mentre Tore Falanga mi chiedeva, se è uscita la cosa di Tore Falanga? Sì, molto bene, bene Mertens. È uno Yamaha RB, io ho uno Tune Z2 Custom del 92 con Ambaca e Bartolini attivi 5 corde. Comunque il Napoli ha regalato mezza partita, anche più di mezza partita, Tore, perché veramente è stato uno la parola è sperpetuo, credo sia la parola sperpetuo. Comunque è uno Spector 6 corde fatto a mano sulle mie specifiche con il mio pick up IMG. Allora, grazie amici miei, grazie ai moderatori, salutiamo anche, chissà se sono già, ma comunque un saluto ai falchi del mare. È questo così. Mauro, l'ho visto il tuo messaggio su Telegram, non ti blocco assolutamente, che ti devo ribloccare assolutamente. Con tutto il rispetto, hai la palla di vetro? Io no, per me Sarri resta il migliore. Raffaele, io non ti dico che Sarri è il migliore o il peggiore, ma ti dico che secondo me quello che abbiamo creato con Sarri, che era il comandante, che aveva sposato la causa Napoli, la causa napoletana, non si può ricreare più, perché come tu lo vuoi c'è un altro che non lo vuole più perché lo odia e lo schifa. Se Sarri perde una partita, altro che Sarri out, andiamo alle bestemmie personali. Quindi per questo io dico, non è solamente una questione tattica e tecnica, è una questione anche di ambiente. Non si può ricreare più quello, per questo se n'è andato, perché sapeva di aver fatto tutto il massimo, sapeva di aver fatto il possibile, non voleva rovinare, voleva lasciare col bel ricordo. Secondo me questa è la cosa, poi ognuno ovviamente la pensa come vuole. Valerio, le parole di Rino a fine gara fanno preoccupare per le sue condizioni di salute. Ragazzi, non ho letto, non ho sentito ovviamente, perché sapete che stavo ultimando la reaction e stavo preparando la live, quindi le parole di Gattuso me le dovete scrivere voi, così le analizziamo. Io quello che vedo è che sta soffrendo, cioè l'occhio ormai è chiuso e si vede che soffre in panchina, e secondo me dà anche meno di quello che può dare come allenatore se stai male. Gattuso è un lottatore, è un guerriero, però se stai male è difficile dare quel di più, ve ne sarete anche accorti, insomma. Vale, per me Gattuso è ok, però oggi ho notato una cosa: avendo il volume della TV al massimo, Gattuso mette molta pressione e commenta ogni azione dei giocatori, non li lascia interpretare e dare personalità. Ivan, questo è vero, alle volte, cioè, secondo me per certi giocatori è importante, per altri è una cosa negativa, sono d'accordo, perché molte volte si girano e dicono aspetta, fammi fa, Gattuso è così, e secondo me molti stanno avendo difficoltà con questa gestione, sono d'accordo. Valerio, se vuoi qualcuno che dia un'idea di calcio e di gioco, Sarri è in grado di poterlo dare? Massimiliano, sì, sono d'accordo. Anche Giampaolo era uno che sapeva dare un'idea di gioco, ma hai visto col Torino fanno schifo. Dipende anche dai giocatori. Con Sarri dopo 3 anni si era arrivata alla perfezione di gioco, di rosa, di squadra. Ci lamentavamo che li faceva giocare sempre 11, poi non c'erano i ricambi. No, vi prego di avere memoria lunga quando parliamo di Sarri, perché anche con Sarri abbiamo avuto dei problemi. Poi è chiaro, è stato il migliore degli ultimi 10 anni, non c'è dubbio. Si è messo in tasca Ancelotti, si è messo in tasca Gattuso, Mazzarri, Reia, Benitez, tutti se li ha messi in tasca. Non rinnego quello che ho provato con Sarri, assolutamente. Però. Pablox, Nino, facciamo schifo. Ah, c'è Nino? Ciao Marcello. Gli amici Bellini raggiungono sempre l'obiettivo entro le 24 cost to cost, e 24 cost tu per 25, 150. Ragazzi, se arriviamo a 300 in fretta, io prendo il basso e vi faccio anche un mini assoletto. 300 in fretta le riusciamo ad arrivare, siamo 150. Vuol dire che qualcuno è troppo depresso e si è dimenticato di mettere il like.
E lo capisco, ricordatevi che però il like non è per il Napoli, è per me, è per noi, è per i mod, è per tutti quelli che supportano. Mi odierete, Vale, ma io ho fiducia al 100% su Gattuso. Aspettiamo il rientro dei nostri mostri che sì sono forti e ci aiutano ad andare avanti, ma soprattutto ci danno fiducia e morale. Nessuno ti deve odiare, TD. Qua ognuno esprime il proprio pensiero con, come si dice, con rispetto sempre reciproco, perché una cosa è quando litighiamo con gli altri tifosi, ma tra di noi perlomeno, con opinioni diverse, ma tra di noi cerchiamo di non litigare, ovviamente. Ma questi napoletani che ce l'hanno col Napoli, prima Immobile e poi Izzo. Bravo Fabio, è una osservazione giusta. Andy, ciao Valerio e grazie della risatina. Che intendi per la risatina? Ti sei visto la reaction e ti sei divertito? Immagino. Altrimenti non lo so. Starel, ciao bella Vale, ma sto Gattuso out non hanno senso, la squadra l'ho vista troppo scarica, stiamo anche avendo pochi ricambi, mancano tanti giocatori, si sono sforzati assai, ma sempre fiero. Mariano Parente, mi sono iscritta al tuo canale, grazie amico, benvenuto. Il fatto dell'iscrizione non sta funzionando più. Ce n'è uno che non è iscritto dei 170 che vedo qua sopra, che si iscrive un attimo, poi vi togliete pure, però voglio vedere se mi esce il pallone, perché vuol dire che altrimenti qualcosa non sta andando sulle notifiche. Uno che si iscrive per prova. Abbiamo fatto il triplete, abbiamo fatto resuscitare prima Conte, poi Simone Inzaghi e ora Giampaolo. Litox, non hai torto, veramente abbiamo fatto resuscitare tre morti di squadre che avranno difficoltà. Poi l'Inter, ragazzi, con la fisicità la ribalta e andranno avanti. Luigi della Vecchia, ma tu Luigi, ma tu questo funziona. Manolas funziona sia come notifica che in realtà come giocatore, perché Manolas secondo me uno di quelli che si salva stasera. Levitan, memoria lunga, non dimentichiamo che i giocatori del Napoli prima di Natale sono sempre andati in calo fisico, magari sono in calo. Aggiungo, Levitan, alcuni vanno anche in pre-vacanza a volte. Non credo sia questo il caso, io ho visto proprio male, nel senso lenti, senza poche idee, un pochino meglio, perché avendo Insigne un pochino meglio, ma comunque è difficile, assolutamente. È forte Koulibaly, certo che è forte Koulibaly, ma non basta. Chi amico mod mi aiuta per far notare a Valerio che gli ho mandato un messaggio privato? Fabio, ho capito, ma la prossima. Forza Napoli. Vale, ti invito a vedere le dichiarazioni post partita di Gattuso, a me hanno convinto. Vedete che il 3 gennaio torneremo carichi, guardala. Qualcuno me lo incolla, me li copia e me li incolla, così non devo aprire un'altra finestra. Ciao Roberto, ciao Valerio, siamo stanchi 1, 2 ci manca il killer instinct e ci è sempre mancato, vero? Là davanti non riusciamo a sfondare sta porta mai. 3, dobbiamo assolutamente lavorare sulle palle inattive. Amico mio, questo è un ottimo spunto, ma è mai possibile che non c'è un calcio d'angolo dove io sento mo c'è un po' di pericolosità? Mai un bel cross in mezzo messo bene, mai. Ma io così Bicarbo Napoli, così è dura, perché alcune partite si sbloccano così e scusate, è brutta, è cattiva educazione, lo so, scusatemi, fate conto una cosa goliardica. Lino Bailo, ti voglio un bene dell'anima, grazie sempre, e il tuo messaggio è fornuta Zazzanel. Io spero di no, io spero che non sia così, però adesso analizziamo tutto. Ma scusate, il Torino ha giocatori da Serie B, la peggiore delle difese, 0 tiro, ma veramente serve Insigne, Mertens, Lozano, Simene, tutti insieme? Massimiliano, evidentemente sì, però con Petagna basta, perché se tu vai a vedere le altre partite, il Torino ha subito gol da chiunque, e noi fino al 90° non siamo stati in grado di fare un tiro pericoloso per Sirigu, quindi è colpa nostra, è tutta colpa nostra.
Come si fa a fare una prestazione del genere? No comment. Ragazzi, mi lasciate un like se almeno siete contenti del punto guadagnato, perché l'1-1 è stato un'invenzione, è stato un gioiellino di Insigne su un... Ragazzi, ma allora gli 1-2 si possono fare veloci. Fabian per Zelinski di prima per Insigne, si possono fare. È difficile quando sono tutti chiusi indietro, ma si possono fare. E allora... No, così no, perché devo cliccare non posso cliccare sul link, qualcuno che me lo copia come messaggio, come commento. Serviva un Napoli grintoso e invece poche idee. Serve recuperare ora la grinta. Una domanda, ma i cross sugli angoli lo sanno che si possono mettere in mezzo subito? Bravo Neapolis. Voglio bene a Gattuso, ma se si continua con questi risultati, io fossi ADL bloccherei Sarri. Lo so, ci ha traditi, ma non si può pareggiare col Torino. Raffaele, ma esiste un altro allenatore che non sia Sarri? Ma per forza dobbiamo tornare al passato di uno che ci ha schifato, non che ci ha tradito, che ci ha schifato. Perché comunque quando vai là e rinneghi tutto quello che hai detto per 3 anni, ci hai schifato. E comunque il rapporto con ADL non era alla fine buono, visto che ADL non nuovo Putin cagnà. Ma non esiste qualche altro allenatore? Per forza Sarri, cioè non ho capito. Siamo noi con poca fantasia, sinceramente. Perché non Juric? Perché non De Zerbi? Perché non chiunque altro? Per forza Sarri. Niente, che conosciamo solo aquel, quindi perché non Cavani? Perché non un altro attaccante? È lo stesso discorso, lo capite? Perché io non riesco a cavalcare questa cosa di Sarri, non funziona nella mia mente. Comunque bisognerebbe svendere certi giocatori. Perché svendere? Vendere magari certi giocatori, perché Auto Osimhen e Mertens non abbiamo una punta buona. Con Osimhen che è ancora in sviluppo e Mertens che ha già una certa età, la vedo difficile. Luke, sì, però con Petagna terza punta, tu pensavi che se succede qualcosa a Osimhen puoi usare Mertens, se succede qualcosa a Mertens puoi usare Osimhen. Che succede tutto insieme a tutte e due è un po' di sfortuna, si può dire? Si può anche dire. Llorente, parliamo di Llorente che magari in certe partite lo butti in mezzo e qualche cross alto arriva, perché i cross alti con Petagna non li hanno nemmeno provati, allora vuol dire che non si fidano delle capacità aerobiche di Petagna. Fiero di essere partenopeo, subito via Gattuso e dentro Sarri. Vabbè, ragazzi, io vi leggo perché vi leggo tutti, ma non posso ripetere sempre le stesse cose. Maximovic inguardabile, vi prego fate rientrare entrare, non è mai entrato. Comunque Gattuso sta molto male, ha detto che i ragazzi sono influenzati dal suo brutto periodo di salute. Aia. E questo ci fa riflettere. Ci fa riflettere anche su altre cose. Vale, Petagna mi ricordo un mio amico d'infanzia che aveva la stessa postura e anche di viso, e come camminava sono uguali. Purtroppo Petagna, ragazzi, ha dei limiti enormi. Metterlo dentro in un secondo tempo, sì, per far risalire un po' la squadra, ma se devi puntare su di lui, no, non ci arrivi in Champions League se Petagna è la tua punta titolare. Ovviamente no. Ciao Death Punch, Evelyn, ciao. Llorente meglio di Petagna, va visto sul lungo, ragazzi, perché a entrare così e a prendersi qualche cross è facile, magari se lo vuoi far giocare per 90 minuti ti scende sotto i calzini anche il Gualarone, quindi va bene adesso, è un'altra soluzione in più che ti permette di creare un po' di pericolosità, perché qualche strattonamento, il rigore non ce lo danno, ma qualche emozione ce la può dare. 189 persone, e tra l'altro io vedo 200, solo 142 like, non andiamo bene. C'ha ragione Gio TV, non andiamo bene. Quelli si pensano che il like lo lasciano al Napoli, lo lasciano a Gattuso, non hanno capito che lo lasciano al canale. Tanto penso di Petagna, non si può giocare meglio Llorente non ha fatto male, ha fatto quello che doveva fare. Assolutamente. Llorente non regge i 90 minuti, è chiaro. Elmas è un altro. Elmas, ragazzi, Gattuso gli grida in testa per 90 minuti. Elmas evidentemente non rispetta le consegne, non si mette nelle posizioni dove Gattuso lo vorrebbe. C'è tanta confusione anche tattica lì. Evidentemente sono posizioni specifiche per fare il 4-2-3-1 che poi con l'ingresso di Elmas
al posto che si è posizionato al posto di Zielinski, è durato pochi minuti e Gattuso è passato al 4-3-3. Ce ne siamo accorti, vero? Non ve lo devo dire che siamo passati subito al 4-3-3. Rita, un caffè col bicarbonavole a Valerie? Tu mi chiami Valerie, eh? Valerie è uno dei pezzi più richiesti. Valerie. Allora, grazie Rita. Elmas però centrale e basso mi ha fatto arrizzare, probabilmente meglio come centrale che come trequartista, però non lo so, cioè non vorrei giudicare Elmas trequartista stasera che ci ha giocato pochi minuti, poi si è messo da mezzala, si alternavano con Zielinski, non era chiaro, con Bakayoko centrale non hai regia nel 4-3-3 perché comunque non ce l'hai. Nella lista della sfortuna ci vogliamo mettere l'infortunio a Demme, che per una volta l'ottimo Peppone Cuore Azzurro mi aveva taggato in una storia su Instagram. Demme titolare, a faccio lo cazzo, ginocchiata dietro la schiena di Belotti, fuori Demme. E quindi anche questo l'abbiamo potuto vedere. Ma perché non giocare con il 4-3, 4-3-2-1 si può fare solo con Osimhen? No, non è detto che si può fare solo con Osimhen. 4-3-2-1 non lo facciamo perché non abbiamo due trequartisti stretti. Però si può fare tutto, si può fare tutto. Ma come fate ad arrizzarvi con questa mediocrità? Io mi vorrei ammazzare. Vabbè, ma con Demme io arrizzo, lo sai com'è. Ma poi arrizzo è giusto un termine per dire che mi è piaciuto, mi è interessato. Stasera mi sa che ho perso la voce, Maro, speravo in un regalo per dopodomani che è il mio compleanno, ma niente, ma fa soffrire. Deku, ti faccio io i miei migliori auguri per dopodomani. Tu praticamente sei Gesù, sei nato il 25 dicembre. Auguri, amico mio. Però come hai fatto a urlare? Che c'era poco da urlare, hai urlato bestemmie. Alleluia la pausa. Comunque buon Natale e buon anno. La pausa era necessaria per ritrovare un po' di brillantezza, però arriva la pausa in un momento brutto dove il Napoli viene da due sconfitte, una non meritata, quella con l'Inter, la seconda meritata con la Lazio, questa qui meritavamo di perdere, lo dico, e abbiamo preso un punto, quindi l'ambiente sarà depresso per tutta la pausa natalizia e Capodanno. I rumori. Vale, se mi reggerai ti dirò io vorrei Mazzarri. Lo so, ma ti prego, ma chi ti bestemmia, amico mio? Comunque ho nostalgia del mister Mazzarri. Mazzarri, che io tra l'altro c'ho sempre qua da qualche parte. No, è complicato. I rumori aumentano, sentite? Ma Brucan. Vabbè. Mazzarri è perché era un Napoli arrembante, il Napoli che all'ultimo minuto ce la risolve, ragazzi, ma con Mazzarri comunque non è che avevamo questo grande gioco, avevamo una squadra giovane, sai, che veniva dal fuoco, senza tante pressioni, abbiamo fatto anche un secondo posto, niente male. Ma chi è? Mertens, Manuel. Ci dobbiamo far benedire da un prete omosessuale. Apprezzo come hai pulito la frase, amico mio, e grazie per il supporto e la donazione. Ovviamente, ragazzi, in tutto questo la componente sfortuna, io lo so che noi non ci appelliamo mai a nessun alibi perché siamo fatti così. Anche quando vinciamo facciamo lo sciorinamento delle cose che non ci piacciono. Però tanti e troppi infortuni, è difficile organizzare. Sarri senza Reina, Albiol, Jorginho e Hamsik, come la inizia la manovra? DC, un bacio. Oltretutto vi ricordate che Albiol manteneva la linea della difesa sulla linea del centrocampo per fare il fuorigioco? Non ci dimentichiamo tatticamente che cosa era diventata quella squadra quasi perfetta. Con questa squadra, se devi fare la linea così con Di Lorenzo, con oggi Usai, vabbè, Mario Rui la so fare, va bene, però senza Albiol diventa un po' complicato. Di Lorenzo è uno di quelli che la linea non la tiene benissimo. Attenzione. Con Fabian che è un siluro,
Non lo so se Fabian è in grado di sveltire la manovra. Ospina, Manolas, Fabian e Zelinski non scherzano. Anzi, cioè tu credi che, cioè, stai paragonando Reina con Ospina, Manolas con Albiol, che sono diversissimi, Fabian con Jorginho, cioè praticamente uno velocissimo di pensiero come Jorginho e Fabian che la tocca 50 volte, e Zielinski Hamsik si può anche paragonare, anche se Zielinski deve ancora dimostrare sul lungo. Amico mio, non chiedo proprio. Zielinski ha fatto un'altra mutandina, è vero, ha fatto io le chiamo brioscine, tu le chiami mutandine, i famosi tunnel di Zielinski che stanno diventando un marchio di fabbrica. Comunque il più propositivo oggi, credo, fatemi sapere voi che ne pensate, se c'è un migliore in campo che se la gioca secondo me tra Zielinski. Manolas mi è piaciuto perché qualche volta ha anche fatto qualche lancio a scavalcare, che qualcuno si doveva prendere la responsabilità. Zielinski almeno, però poi sulla palla più nitida gliel'ha proprio sparata di testa in bocca. Ti dispiacerebbe se un domani Gattuso venisse esonerato e verrebbe in un nuovo Sarri? Matti in Italy? Mi dispiacerebbe per l'esonero di Gattuso, sì. Se venisse di nuovo Sarri ho difficoltà ad innamorarmi di nuovo del personaggio, però se io il bene del Napoli, della squadra, di questi colori qua, sono per me più importanti degli allenatori. Se Sarri viene, ricrea quell'armonia e ricrea quel gioco spettacolare e meraviglioso che ci fa vincere le partite, ben venga anche Sarri. Non è che sono contro Sarri a prescindere. Poi è successo di tutto in questo calcio, Conte, Juventino dentro che finisce all'Inter, Ancelotti che finisce al Napoli, Gattuso che finisce al Napoli, Allegri che passa dal Milan alla Juventus, è successo, Sarri che passa alla Juventus, è successo di tutto. È anche plausibile in questo calcio dove valgono solo i soldi, perché ricordatevi che valgono solo i soldi. Fabrizio Zamprotta, ottimo Fabrizio Zamprotta, Insigne e Zielinski migliori solo per aver timbrato il cartellino, il resto mediocre. Ragazzi, Insigne è una perla, ha fatto una perla, meno male che almeno il capitano si è salvato all'ultimo, ci ha provato, si è venuto a prendere palla, però comunque non era tanto ispirato, neanche lui. Mancano poco ai 200, dai ragazzi, lo so che vi siete dimenticati, lo so. Ci sei tu, ti vedo, che stai col cellulare così, non lo tieni nemmeno così, lo tieni così perché sei pronto a scrivere qualcosa. Leva un attimo la chat e vedi che c'è il pollice grigio, aggiusta, clicca sul pollice grigio e lo aggiusti. Mana TV, grazie mille. Io ero pure ottimista pensando che la notizia di ieri li avesse caricati e invece hanno fatto peggio. Migliore in campo Lozano per l'approccio. Sì, sono d'accordo su Lozano, buona sottolineatura. Per quanto riguarda l'essere carichi, io ho una sola cosa. La vittoria cioè se i ragazzi carichi per la cosa di ieri dovevano essere carichi per la cosa di ieri, hanno guardato l'Inter e magari si sono depressi perché l'Inter si è allontanata, un po' come è successo con l'anno di Ancelotti, vuol dire che dentro di loro pensano solo allo scudetto e non se ne fregano di arrivare in Champions League. Cioè per loro arrivare in Champions League non è una grande cosa. È l'unica spiegazione che mi do. Dice lo scudetto è troppo lontano, non mi impegno con quella rabbia, con quella voglia che servirebbe. Devono tirare fuori gli attributi, non ci sono più alibi, è la cosa che ho detto a inizio reaction. A me Lozano non è piaciuto più di tanto, amico, i falli comunque se li prende, poi insomma non lo so se poteva fare qualcosa in più, ma un po' strano. Comunque non era al 100%, questo c'è da dire. Solo a me è piaciuto Di Lorenzo, non riposa mai, povero Cristo. È vero che non riposa mai, bisognava far riposare uno tra Mario Rui e lui e ha riposato Mario Rui. Scelta che si può discutere. Vale, guarda la maglia di Lozano, capisce come lotta come una tigre. Sì, ma quello lo fa, questo è senza dubbio. Mi stupisce che però molti si siano accorti di molte imperfezioni solo ora, non abbiamo
da un po' idee offensive, ma devo sottolineare, soprattutto oggi, si devono fare gli schemi sul calcio piazzato, senza dubbio. Senza dubbio. Alessandro Di Vella, questo Napoli veramente mi annoia. Perché devi partire con merda? Cioè, calma. Questo Napoli veramente mi annoia. Guardarlo, voglio che cacciano le palle. Ho impressione che dopo l'Inter si siano scocciati. È quello che ho detto anche io, senza dire merda. Alessandro. Insigne mediocrità assoluto senza il gol. Come sempre, Marovuli in me. Nicola, questa tua cosa su Insigne non ha alcun senso. Quando dico che Insigne è il giocatore più forte dopo Ronaldo, non sono drogato. Secondo me sei drogato, nel senso ci sono giocatori più forti di Insigne, ma in questa squadra, io insisto, è fondamentale. Sasi D'Ambrosio, se viene Sarri, Lozano, Osimhen, Politano vengono bruciati perché non sono palleggiatori. Questo è pure vero, Sasi, questo è pure vero, perché si è puntati su giocatori anche velocisti che puoi lanciare più verticali. Con Sarri non era così, anche se ragazzi Sarri giocava in quel modo perché aveva quei giocatori. Quando Sarri va al Chelsea gioca in un altro modo, quando Sarri va alla Juventus gioca in un altro modo, è per questo che vi dovete dimenticare che se torna Sarri rivedete il Sarri Bros. Non lo rivedrete perché serve Jorginho, Allan, Insigne della prima maniera, Mertens oppure Higuain, Callecon che faceva tutta la fascia, a quell'epoca segnava pure. Ragazzi, non è tutto Sarri, erano anche quei Gulam, erano anche quei giocatori che all'epoca erano nel massimo della forma. Non vi prego questo Sarri, perché mo fino all'anno prossimo non si parlerà altro che di Sarri. Maronna mia cappella. Mario Mallardo, ti ringrazio per il supporto senza messaggio, supporto a prescindere incondizionato, ti ringrazio da morire. Riccardo Sarcià, non riesco a capire perché questo Politano sta diventando un flop. Politano male da qualche partita, di nuovo male, come l'anno scorso noi l'avevamo visto, Politano fa sempre la stessa cosa, non mi sembra questo fulmine di guerra. Ha iniziato invece bene, entrava e spaccava la partita, quando cominciava giocava bene, si alternava con Lozano, oggi male. Bisogna analizzare le prestazioni di volta in volta, senza bollare il giocatore. Tu non l'hai fatto, dico in generale. Senza bollare il giocatore. Politano solo in Serie C. No. Fa prestazioni ottime, fa prestazioni come oggi scadenti. Per questo non possiamo puntare allo scudetto, lo capite? Che i giocatori tecnicamente sono forti, ma è la continuità delle prestazioni che ti può portare allo scudetto. Mi sembra anche troppo semplice. Come mai incominciamo a giocare dopo il gol, non dall'inizio? Linomar, io non ho visto poco anche dopo il gol, sinceramente. Ho visto poco. Ho visto tanta noia. Il gol ci può dare magari uno schiaffo, ma ho visto poco prima e poco dopo. Pochino meglio quando abbiamo cambiato, abbiamo messo Llorente, perché? Perché c'è stata l'idea, arriviamo fino a un certo punto e poi possiamo mettere un cross, ma col fraseggio non si entrava contro il Torino tutto chiuso dietro. Così. Vale, secondo te dobbiamo portare ancora pazienza o dobbiamo iniziare a lamentarci nuovamente? Daniele, guardiamo anche la classifica, no? Perché se vuoi esonerare un allenatore serve un motivo e il motivo te lo dà la classifica. Non si è mai visto esonerare un allenatore perché noi non siamo contenti del gioco. De Laurentiis non può dire non mi piace come gioca la squadra, Gattuso l'ha esonerato. De Laurentiis deve vedere i numeri e i numeri parlano di Milan a 34, il Napoli a 25 con una partita in meno, sapete, da recuperare con la Juventus. Quindi potenzialmente possiamo arrivare a 28 e saremmo terzi da soli davanti alla Roma. Si può esonerare un allenatore che è terzo come a fine anno solare? Non credo proprio. Anche se noi siamo scontenti, anche se fa schifo, anche se segni 1-0 come l'Inter di un gol di scarso ammazzo, questi allenatori non vengono mai esonerati. Quindi noi possiamo lamentarci perché noi vogliamo di più, sì, è chiaro, ma una squadra che potenzialmente può essere terza e se perde con la Juve è
diventa sesta, perché abbiamo, anche l'Atalanta deve recuperare una partita, comunque siamo sesti, siamo al limite dell'Europa League. Noi dobbiamo combattere per la Champions, siamo all'interno, siamo praticamente da un punto con una partita in meno dal Sassuolo che scenderà. Quindi ragazzi siamo lì, a livello di classifica siamo lì. Mi dispiace deludervi, voi volete che io arrivavo Gattuso out, che schifo. No, che schifo la prestazione, perché io faccio sempre l'analisi tattica, ma Gattuso out, gli hashtag che poi ritwittano, non sono il tipo. Non sono il tipo. Siccome sei un ottimo musicista, descrivi con un nome di un pezzo questo momento del Napoli. November Rain. Mi viene November Rain perché sai è deprimente la pioggia di novembre, oggi siamo a dicembre, ma è deprimente questo Napoli, sì, si può dire che il Napoli è deprimente anche senza chiedere la testa di Gattuso. Questa è la differenza. Da quando Callejon non c'è più si vedono i difetti di Di Lorenzo. Callejon sicuramente dava una grande mano, però Di Lorenzo, insomma, oggi se non gli diamo un turno di riposo per rivederlo poi con un po' di calma, mo c'è la pausa, può ritornare titolare dopo la pausa, però non me la sento sinceramente di prendermela con Di Lorenzo. Forse la verità è che a fine anno scorso si doveva rivoluzionare la rosa per cambiare volti e iniziare un nuovo progetto con allenatore alla De Zerbi, provando a creare un nuovo gruppo vincente. Leonard, questa è una buona riflessione, solo che l'anno scorso De Zerbi era al Sassuolo e bisognava sistemare il Napoli che era dall'altra parte della classifica rischiando quasi la retrocessione. È stato chiamato Gattuso, dopo qualche partita di assestamento Gattuso ci sistema, vinciamo la Coppa Italia, quindi ci qualifichiamo per l'Europa e poi facciamo il resto con la spina staccata perché non avevamo più l'obiettivo. È nella testa di questi giocatori che secondo me qualcosa non ci sta, perché quando non hai l'obiettivo questi giocatori sono veramente mediocri. Internos League, il problema credo siano anche i tanti che tirano la gamba perché in odore di partenza per le sirene bisognava far pulizia preventiva proprio per evitare tale situazioni. Forza Napoli sempre. Ti rifai alla domanda della mini rivoluzione che ci può stare, io ho parlato dell'allenatore, ma per quanto riguarda i giocatori sì, alla fine è andato via solo Allan, poi abbiamo comprato, però sono rimasti tutti i senatori eccetera eccetera, non è facile. Hai sentito Gattuso sulla malattia del post gara? Sì, mi avete aggiornato in merito. Vediamo se lo trovo sul cellulare. Gattuso, occhio. La miastenia oculare. Miastenia. Mamma mia. 59 minuti, fammi vedere un pochino. Con Sarri andrebbe cambiata mezza rosa, è vero. Non hanno stimoli anche per assenza dei tifosi, è vero Gennaro, però mamma mia, anche le altre squadre non hanno i tifosi e gli stimoli li trovano. Buonasera Valerio, prestazione ancora più deludente rispetto alla partita con la Lazio dove tutto sommato ci poteva stare, stasera si doveva solo vincere. Izzo la reincarnazione di Pogba, è vero. Non lo so se con la Lazio ci può stare. Io con la Lazio ho visto forse il peggior Napoli dell'era Gattuso. Poi lo so, la mia memoria a volte è fallace. Però oggi sì, non riesco a darti torto. Nel senso, la Lazio almeno sulla carta ha dei giocatori più forti. Contro il Torino devi fare un sol boccone. Nightbot. Valerio, a me piace Juric, che ne pensi? Con poco materiale riesce a fare tanto, figuriamoci con una squadra forte. Lino va visto con una squadra forte. Pensa a Gasperini che quando ha preso una squadra forte ha fallito. Alcuni allenatori sono meglio con giocatori, con squadre dove c'è meno pressione, devi sempre vedere. Daniele Calabrese, mi sono risuonate le tue parole, non facciamo scherzi per tutta la partita.
è vero, sono deluso, sono delusissimo, è chiaro, non sono contento, non giustifico il Napoli, non giustifico né Gattuso né la squadra, anche Gattuso può fare qualcosa in più. Fammi vedere un cambio di modulo, un 3-4-3, fammi vedere più palle lanciate per una seconda palla. Ci sono tante e tante cose che si possono fare, dove vedi che sei bloccato, devi fare qualcosa in più, ma l'hai visto già dal primo tempo, no? Puoi fare qualcosa in più. Secondo me non dobbiamo solo combattere, ma arrivare quarti. Sì, ma ragazzi, quarti sì, quello è l'obiettivo. Se poi voi siete delusi perché non arriviamo allo scudetto, siete uguali ai giocatori del Napoli, che siete depressi perché non c'è l'obiettivo scudetto. E lì diventa pericoloso. A 500 like Valerio taglia 2 centimetri di capelli. Io ce l'ho qua. Se ci arriviamo in una serata così deprimente, io una spuntatina la faccio. Me l'avete incalzato, eccetera, eccetera. Allora, buonasera Vale, ci vogliono esterni di difesa tutti nuovi, oltre a Di Lorenzo è un grande centrocampista che sappia impostare il gioco. Giuseppe, sì, per migliorare questa rosa lì devi intervenire. Sarri ormai annusa l'odore dei soldi, poi la sintonia di una volta non ci sarà, soprattutto col capitano e Ciro, i giocatori stimano e stanno male per Gattuso, c'è amore nell'aria, ora manca l'amore nostro. Anche questo è una cosa da sottolineare. Secondo me i ragazzi vogliono bene a Gattuso. Leggo, visto che questa cosa di Gattuso mi è stata detta, il tecnico del Napoli al termine della gara ha parlato anche delle sue condizioni. I ragazzi probabilmente hanno sofferto anche a causa mia. Anche io non sono me stesso, ho un problema all'occhio, una malattia immune e ho vissuto giorni difficili. Ringrazio i ragazzi che mi sono stati vicini. Queste le prime, siamo arrivati scarichi, stanchi, i giocatori che ci mancano, pure Lozano oggi, eravamo stanchi fisicamente, si poteva fare qualcosa in più, ma teniamoci stretti questo punto. Sono stati 10 giorni duri, quando si gioca ogni 3 giorni come abbiamo fatto noi in questi ultimi 4 mesi ci sta, ora prendiamo questo punto e andiamo avanti. Anche io non sono stato me stesso, voglio fare un appello a tutti quei ragazzini che non si vedono belli, la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi. I miei problemi hanno condizionato, mi sono stati vicini, non è facile vedere doppio 24 ore al giorno, mamma mia, è tosta. Vabbè, a causa ha lasciato il calcio giocato. Ah, per questo ha lasciato il calcio giocato. In campo vedevo 6 Ibrahimovic e 6 Nesta. Mamma mia, ragazzi, è più grave di quello che abbiamo pensato. È più grave di quello che abbiamo pensato. Fabio, solo io ho notato quanto è stato irritante Mario Rui quando è entrato. No, anche io l'ho notato. Comunque con sti like stiamo andando a 300 all'ora, preparo la forbice. Ragazzi, se veramente è... Va bene, che già fa? Io sono al vostro servizio. Gattuso ci sta perdendo la salute e la squadra ha somatizzato. Raffaele, è vero. Non tu devi capirlo, poi pare Ibrahimovic, ma no, è difficile sembrare Ibrahimovic. Il naso mio è largo, ma non è così. Comunque, mancano 200 like, dai, ci possiamo anche arrivare, poi dipende da chi si collega. Ma col Cagliari non si sa ancora chi mancherà, non ho idea, amico, non ho idea. Però sono stati convocati, già pensavamo Lozano, insomma anche Koulibaly è stato convocato, lasciato a riposo, quindi penso che potrebbe recuperare. Ci manca anche il portiere Rominarò e oggi non poteva fare niente Meret, non lo so, tra Meret e Ospina, ragazzi, chi gioca bene o male, non mi sembra una grande differenza. So che è brutto discorso, ma dobbiamo anche contare il fatto che abbiamo più di un'assenza e per quanto sulla carta una rosa lunga qualcuno è stato bocciato, ma qui lo botta e qualcuno non sta rendendo. Chi è? Rita, chi è? Ma veramente?
Allora, mi fa piacere che sta bene ora, quindi tu ne sai di questa malattia e ci puoi confermare di quanto sia fastidiosa e di quanto sia difficile fare le cose di tutti i giorni quando un occhio non ti aiuta. Mi dispiace Rita. Guardando anche un po' altre squadre, non capisco il motivo per cui i nostri terzini non crossino dalla tre quarti, visto che Petagna prova più forte a fare... Hai ragione, Chris, hai ragione, si può provare. Poi quando è entrato Petagna sono arrivati i cross dalla tre quarti, l'avete notato? L'hanno provato sia Fabian, Di Lorenzo, l'ha provato più volte Mario Rui. È come se non si fidassero di Petagna. Ho avuto questa impressione. Carmine Avallone, speriamo hanno nuovo mentalità nuova, speriamo, perché le ultime veramente, soprattutto di mentalità, non ci hanno convinte. Fabio ci aggiorna, solo Mertens mancherà con il Cagliari, grazie amico mio, che mi tieni sempre aggiornato con il tuo sapere, questa è sapienza delle cose del Napoli. Tutti a dire Gattuso via per prendere un altro per ricominciare, ma sapete che vuol dire? Che non vinci niente per un sacco di tempo e ti devi ridimensionare, e poi chi vi sente? È vero. FR7 meglio di CR7. Ma non lo so chi è FR7, fa botta. Non lo so. Tiziano Guerrera, serve assolutamente un attaccante di scorta. Petagna e Llorente non sono da Napoli, serve un giocatore che può risolverti la partita lì in mezzo. Quindi tu vuoi un titolare come scorta di Osimhen. Ok. Comunque Valerio, sto ancora aspettando Storamani. Maximovic che non rinnova e che gioca senza voglia. Comunque piccola chicca, stasera super gol di Cavani in EFL Cup. Quindi Cavani qualche partita la sta facendo. Ah, Frank Ribéry, ok, grazie amici. Ribéry ha fatto una grande partita da trequartista contro la Juventus. Veramente niente male. Mi è esploso il cuore, ho pianto come un bambino al gol di Teo. Ultras Semper, immagino tifoso del Milan, ti stai levando parecchie soddisfazioni e hai un terzino che ti invidiamo alla grande. Ti invidiamo veramente tanto. Come ha segnato Hernandez, ragazzi, al 93esimo. Quindi anche quando ti deve andare bene, anche noi l'abbiamo pareggiata, ma a loro il gol vale 3 punti. È tanta roba. Ma voi non eravate coloro che avevano battuto l'Inter, coloro che dovevano vincere lo scudetto? Dai, andate a rigiocare contro la Juve e ne prendete 3. Non abbiamo mai detto che dovevamo vincere lo scudetto, non abbiamo mai battuto l'Inter. Io ho detto che Gattuso aveva battuto Conte, l'Inter ci ha battuto a noi. Quindi stai dicendo tutte stupidaggini. Sass, credo che la società debba riflettere. Con Gattuso, dopo aver speso più di 100 milioni, si rischia di non arrivare in Champions. La società sicuramente rifletterà su questo, perché comunque si è fatto un mercato specifico sulle richieste di Gattuso. Però vediamo se non ci arriviamo. Un attimo solo. Stessimo dall'altra parte come si dice, della classifica, ok. Ma visto che comunque stiamo lì e questa è la prima partita pareggiata dopo 4 sconfitte e 8 vittorie, mi sembra un po' presto. Avevo visto Mariano, qua sto picchiando messaggi. Spiegami il gol subito. E che ti devo spiegare? Mazzo scassato, poca concentrazione sul calci piazzati, era un calcio d'angolo che arriva. Io stavo dormendo nella reaction, se non avete visto la reaction, a un certo punto io mi metto là a dormire. Dopodiché sento le urla di Gattuso: dai Elif, dai Baca, dai Elif. C'era Belotti che lottava a centrocampo con Bakayoko ed Elmas. Nessuno è riuscito a fermare Belotti, 2 di loro contro 1. Dopodiché si arriva al calcio d'angolo con un rimpallo e Izzo la prende male, rimbalza perché la prende male, cioè la schiaccia, ma c'è fortuna quando la palla fa quella traiettoria impossibile, e mette fuori gioco Meret. Non c'è nemmeno da fare approfondimento tattico quando è sul calcio d'angolo. Senza Hamsik no come prima, Checco Bifulco, e pensare che prima per noi la qualificazione in Champions, questo è un messaggio a metà,
Ragazzi, siamo davanti alla Juve, che devono dire loro? Loro devono stare più incazzati di noi, sicuramente. Loro pensavano di avere 3 punti in più, ma se la devono giocare e vedremo. Magari, guardando la Juve di ieri che prende 3 gol dalla Fiorentina, perché Fiorentina e Torino si possono assimilare, perché hanno qualche giocatore buono, ma stanno facendo un campionato schifosissimo. La Juve perde 3-0, il Napoli stava per perdere 1-0 e poi pareggia 1-1. Sai, non so chi sta meglio, non so se a loro arrivano, adesso giochiamo col Napoli e gli facciamo vedere noi, però sono più abituati, forse hanno i giocatori specialisti, non lo so. Basta con sto Sarri, è vero, però ragazzi lì ti veniva proprio voglia di vedere le partite, il Napoli dominava sempre in lungo e in largo, eppure il culo degli avversari in lungo e largo lo facevamo. Antonio, è vero, io ricordo che con Sarri avevo sempre paura, l'ansia prepartita ce l'avevo sempre, ma appena fischiavano il calcio d'inizio, palla a noi e quello era il canovaccio che dovevamo comandare il gioco, loro si dovevano chiudere in difesa, una volta su 10 riuscivano a strappare il pareggio oppure ci facevano la siringa, ma le altre volte era dominio assoluto. È chiaro, non me lo sono dimenticato. Teo Hernandez ha fatto più gol del Napoli messo insieme, è vero, Manuel. Ci mancano anche i gol degli altri, perché noi non abbiamo una punta che segna, ma anche gli altri stanno segnando poco, tutti gli altri. Non segniamo sul calcio piazzato, non tiriamo tanto da fuori, è difficile. Pensare che fino a un anno fa la qualificazione in Champions non dico che era scontata, ma quasi. Adesso è a rischio pure quello. C'è da dire che però la concorrenza è aumentata. Ma questo Napoli però... Dario, bravo. Cioè, mentre lo dici anche il perché non c'erano le milanesi, Inter e Milan facevano ridere negli ultimi anni, dovevamo combattere un po' con la Roma, un po' con la Lazio, poi insomma erano quelle le squadre, la Juve inarrivabile, una volta la Roma più forte del Napoli, una volta il Napoli più forte delle altre, ma le milanesi non ci impensierivano più di tanto. Hanno speso fior di milioni, il Milan li ha spesi meglio, e sono arrivati adesso a raccogliere i frutti. È così. Non dico di arrivare con 3 passaggi, ma oramai appena si contrappone un avversario ci rifugiamo dal portiere, un po' noioso, molto noioso, non un po', molto noioso. Vale, la data di Juvenave è ancora da destinarti, si è parlato di un possibile a maggio, sì, onestamente vorrei poterle recuperare quanto prima possibile. DP, non so cosa è meglio, perché dobbiamo recuperare, però poi recuperano anche loro, non lo so. Prima possibile è meglio perché loro imparano meno, Pirlo impara meno cose, perché Pirlo è un allenatore esordiente, quindi prima li incontri e meglio è. Più li incontri, più hanno fatto gruppo e si sono imparati delle cose, questo è sicuro. Secondo me ci dobbiamo rinforzare. Te lo spiego io il gol del Toro, non sanno marcare. Quando il giocatore tira indisturbato alle spalle del terzino, cosa che spesso capita, significa che tutta la difesa ha scalato male in marcatura. Ragazzi, ma non era un calcio d'angolo. Mi pare che era un calcio piazzato. Quindi vuol dire che erano messi male a livello di zona, perché il Napoli marca zona e quindi sì, è chiaro, più si avvicina la palla all'area di rigore, più ti devi avvicinare al giocatore della tua zona e devi marcare, che non è detto che marcare a zona significa lasciare l'uomo. Mi pare fosse un calcio piazzato, un calcio d'angolo. Inter no, sì, il problema non è l'allenatore, ma i giocatori troppi non hanno fame, è grave sta cosa. È grave, anche se non hanno vinto niente, esatto, anche per questo deve rimanere solo chi realmente si mangia il campo. Sono d'accordo su questo. Io l'ho sempre detto, aspettiamo il ritorno di Osimhen, si sente la mancanza di una punta, questo è vero, Ray, è verissimo. Ieri mi sono imbattuto nelle live di Max e Jason Fe, che nelle live sulla Juve ne parlava come se Kobe fosse falso e dai. Non si deve nemmeno dare spazio e visibilità a queste cose qua. Sass. Sta gente da rimanere, non bisogna dargli views perché loro vedono c'è sta cosa, ho ricevuto un sacco di like, di visualizzazioni, perché i like servono per l'algoritmo, ma è per le visualizzazioni che loro fanno i soldi e ne fanno un altro e ne fanno un altro. Se noi continuiamo anche per indignarci, andiamo a vedere questa gente qua, non facciamo altro che fare il loro gioco e continueranno a dire cose, a fare informazioni fake, roba
Fatevi un pizzico sulla pancia, certi link non li aprite. Marcano a zona e lo fanno malissimo, non si marca a 2 metri di distanza, io vado troppo in freva quando vedo queste marcature ridicole. Brewer. A livello tattico cosa cambia mettendoci 3-4-3? Ci ipotizzi una formazione titolare? Lionhead cambia il lavoro dei due esterni, 3-4-3, e i due probabilmente alle ali, insomma, a fianco alla prima punta devono fare un lavoro anche di rientro in mezzo al campo. E poi ovviamente non puoi mai rimanere solo a 3, quindi o alterni uno dei due esterni dei 4 di centrocampisti che scala, un pochino come si è fatto contro l'Inter, o altrimenti prendi 500 gol. Allora, mi sono emozionato a sentire l'intervista di Gattuso. Ragazzi, qualcosa di positivo c'è. Su col morale, Gattuso grande uomo, il messaggio che ha mandato non è semplice, stima, forza Napoli. Per me Ospina è meglio di Meret, te come la pensi? Sicuramente al momento Ospina dà più garanzie, sia ai compagni che in generale. Meret oggi è incolpevole, però ha fatto un paio di parate buone, una su Verdi nel primo tempo, la seconda la parata centrale, quella un po' più rischiosa. Però insomma, ripeto, il gol di Izzo da parte di un errore di Insigne che non ha passato quando poteva a Petagna, si è incaponito nel voler scartare l'area e da lì è partito l'errore. Il Gallo ha procurato il calcio d'angolo. Cioè tu sei andato indietro, Carlo, 50 anni prima per individuare l'errore di Insigne che non ha passato quando poteva. Mi sembra un po' un accanimento, amico mio, perché poi ok, quello fa l'errore, poi Bakayoko e Elmas in due potevano metterci una pezza sul calcio d'angolo, poi prima del calcio d'angolo si poteva fare meglio e poi sulla marcatura si poteva fare meglio. Allora sì, però ci pigliamo con Insigne 3 ore fa, mi sembra un pochino troppo. Vale, comunque secondo me finché la vecchia guardia non va via il cambio mentale non arriverà. Noi ridiamo e scherziamo, ma KK, Yusai, Gulam, Insigne, Mertens dopo tanti anni sono scarichi mentalmente. Ci può sta, è probabile che anche questo sia vero, che bisogna rinfrescare tutto, gente con più stimoli, è probabile. Io penso che il Napoli abbia seriamente bisogno di due terzini, vendere Gulam e Malqui che non si sa cosa ci facciano a Napoli. Vabbè, ma qui secondo me Gattuso non lo vede e Gulam non è più recuperabile. È così. Ah, vedi, io ringrazio Fabio per aver scritto benvenuto Seb che mi ha fatto notare questa cosa. È stranissimo, non mi esce più il pallone, devo controllare questa cosa qua. Perché non gli esce più il pallone? Se quegli altri escono, lo scopriremo solo vivendo. Bisogna marcare a uomo e non a zona. Angela, anche quando si marca a uomo si prendono gol. Questa è una cosa vecchia. Con Sarri si marcava a zona. Volete tutti Sarri? Si marcatura a zona, quindi a uomo marca il Verona. Ok? Verona di Juric che a me piace. Hanno pigliato 2 gol. Uno di Lautaro, quello stava marcando a uomo e Lautaro è stato più bravo. E poi quell'altro gol, non mi ricordo come l'hanno fatto. Il colpo di testa di Skriniar sul calcio d'angolo. Marcano a uomo. Come team no? Juric, poco materiale umano, marcano a uomo, bisogna giocare così. Hanno pigliato 2 gol all'Inter, che se no non la sblocca se non fa quei 2 gol là. È tempo di Ramani, bisogna vederlo, può essere ci dia qualcosa in più. Tocco di prima e cross non te li aspettare da Ramani, Evelyn. Ramani è un marcatore. Ramani è uno tipo Manolas, da quello che ho visto io l'anno scorso col Verona. Non è un giocatore tipo Albiol oppure tipo coi piedi sopraffini che ti fa il cross. Tocchi di prima non te li aspettare da Ramani. Per questo io non ho fretta. Ramani è uno che ti deve mettere la pezza, deve ringhiare sugli avversari. Portatemi un dottore, negli ultimi minuti il mio cuore sembrava la pubblicità di €1. Mamma mia. Bakayoko, per come lo sannava il Milan, mi aspettava un signor giocatore, ma è lento e macchinoso, non aggiunge nessun valore al Napoli. Dem è arrivato in sordina, è l'unico che mantiene il centrocampo. Su Dem lo sai come la penso, secondo me è insostituibile.
Bakayoko, ragazzi, lento e macchinoso sì, e ve l'abbiamo detto subito, appena è arrivato ce ne siamo accorti. Fisicità, qualche colpo di testa ce lo potrebbe anche dare a centrocampo e magari in aria. Secondo me fa un ottimo lavoro perché di posizionamento è bravo, però non ti puoi aspettare che si gira e fa lo scatto tipo bello, tipo Lobotka. Bakayoko a me non piaceva neanche al Milan, un giocatore di basket prestato al calcio, è fatto così, lento ma molto difensivo, vedi? Bakayoko non ha fatto male. Ramani aveva il Covid, sì, Ramani prima si è fatto, dove sta? Ho preso il più... Sì, si è prima infortunato in nazionale e poi ha preso il Covid. Ogni volta che dico Lobotka, non lo so perché ho preso sta cosa. Zielinski come ha giocato secondo te? Secondo me è stato uno dei più positivi per come ha tentato, si è venuto a prendere i palloni per legare il gioco, ha tentato qualche strappo e si è preso delle responsabilità. È mancato in fase di realizzazione, ha tirato 2 volte, una volta centrale, una volta di poco fuori, il colpo di testa in bocca a Sirigu, ma alla fine tutte le cose sono partite dai suoi piedi. Quindi secondo me Zielinski positivo rispetto ad altri. Io non capisco come, avendo senatori come KK, saltatori come KK, Baga, Maionas, Maximo Di Lorenzo, Petagna, non riusciamo a piano pallone. Daniele, è inspiegabile, è inspiegabile. Te la spiego solo con una cosa. Contro le squadre piccole sanno che il calcio d'angolo potrebbe essere la loro unica opportunità di segnare e devono stare attentissimi sui calci d'angolo perché sono una squadra piccola che non vuole prendere il gol sul calcio d'angolo, quindi raddoppiano, triplicano l'attenzione. Questa è una cosa che diceva Sarri. Quando la squadra si sente più forte ci va con meno cazzimma ed è un limite grosso, è un limite grossissimo. Mario Gaudiello, Valerio, comunque conduci con grande classe questo canale, negli altri canali si urla e si incazzano unicamente per le views. Ti ringrazio Mario, io lo so che l'urlo, dove sta? L'urlo di solito, questo qua, l'urlo, paga, nel senso che vergogna, che strapani e cose va. Perché la gente va per richiesta, la gente anche per distrarsi, è pesante magari parlare di tattica, eccetera, eccetera. Però io ho una convinzione: se loro si divertono a fare gli urli, andranno avanti e lo faranno. Se io cominciassi a fare gli urli, durerei poco perché mi scoccio, e quando ti scocci, un progetto a lungo termine non lo puoi portare avanti. Visto che io mi diverto a fare approfondimento tattico, so che posso andare avanti sotto questo punto di vista. Saremo di meno, ma se trovo la mia niche di poche persone a cui piace questo modo di fare, io mi tengo i miei numeri piccoli e vado avanti vita natural durante. Invece se si abbiassa a fare vergogna pagliacci, non durerei a lungo. Non durerei a lungo. Serve il comando per Bobotta. Hai ragione. La già fa. Il miglior, fatemi fatemi voi dei suggerimenti, no? Se uno scrive punto esclamativo Lobotka, qual è la risposta del bot? Perché oggi non c'ho fantasia. Fatemi sapere se esce il Trapano, esatto. Fatemi sapere che cosa dovrebbe rispondere il bot quando voi scrivete punto esclamativo Bobotta. Perché poi è ciccio bello, però lui c'ha il culo grosso, non è grasso. Secondo me questa dovrebbe essere una cosa, una difesa estenuante. Mi piace un A quanti like mi taglio i capelli? A 100.000. Allora, a 100.000 iscritti come Neschio, che mi arriva la targa di YouTube, a 100.000 iscritti mi faccio il mellone. Ma proprio mi faccio il mellone in diretta, in diretta proprio. A 100.000 iscritti mi faccio il mellone. È una cosa che non ho detto mai nemmeno per lo scudetto del Napoli. Scudetto del Napoli, mi faccio i capelli cortissimi, così. Coppa, il Napoli vince l'Europa League, mi li faccio tutti blu, azzurri, faccio una cosa particolare, bianchi e azzurri, così. 100.000 iscritti sul canale, mi faccio il mellone.
Nemmeno lo scudetto del Napoli mi faccio il mellone. 100.000 iscritti sul canale, sì, sono un marchettaro. Mi sembra evidente. Allora, vediamo un pochino. Sì, voi state provando Lobotka, ma non ho neanche... ah! C'era una cosa, però alcuni dici che somiglia a Gigi D'Alessio. In realtà Gigi D'Alessio era Pandev, quindi non possiamo fare la cosa così. Quando corre Lobotka sembra Contervino, non lo so. Caffè Napoli, dopo che mi hai visto con i capelli blu, mi vuoi imitare? Sono bellissimi. Se non l'avete visto, ragazzi, vi siete persi la live da Gabe, dove l'ottimo Marat di Carbonapoli è intervenuto per mostrare il taglio di capelli molto cyberpunk. Bobotta, dai, allora già fate Bobotta. Lasciate un like mentre preparo il comando per Bobotta. Bobotta, allora login with YouTube, that's it, comments, custom, ci siamo quasi, lo faccio al volo perché voi meritate anche di divertirvi, che è stata una partita deprimente. Lobotka, il messaggio è questo. E poi alias, posso fare questo, penso che funzioni così, Bobotta. Credo di averlo fatto. Provateci. Punto esclamativo Lobotka e vediamo se risponde subito. Poi io valuterò, perché poi io me le rivedo le live e i messaggi che non riesco a prendere posso assolutamente recuperarli e mi rivedo le vostre ciambotta. Alla fine della live dove si segue Marat non mi è molto chiaro, Mario, e rimarrà un segreto tra di noi. Comunque l'ottimo Marat sulla piattaforma Viola ha una piattaforma, cioè ha il suo canale sulla piattaforma quell'altra dove fa gaming e siete i benvenuti a seguirlo, ovviamente. Tra l'altro credo, ragazzi, che domani io andrò live sulla piattaforma Viola per i nostri giochini, un po' di meme, e ci facciamo gli auguri della vigilia prima che vada poi a cena dal mio amico. Non esce il Lobotka? Non esce il Bobotta? Ah, vedi che di Ale 7 Bobot does not exist. Ha già aggiustato, ha già fatto una cagata. Ho fatto una stupidaggine. Ok, lo aggiusto subito. Potrebbe essere così. Bobotta. E a me fa ridere, poi vediamo un pochino. Provate adesso, perché ho fatto sia Bobotta che Lobotka. Bah. Ho letto che il Torino pensava a Lobotka come regista, non sei l'unico che l'ha letto, che loro hanno capito il suo ruolo e noi in un anno non sappiamo ancora cosa serve. Sass, ma è evidente che Lobotka dà il meglio di sé centrale in un 4-3-3. È evidente, però noi avevamo pensato di passare al 4-2-3-1, quindi per questo si prende Bakayoko, che si può alternare con Dem e può schermare uno tra Zielinski e Fabian. È meglio, c'è più qualità, no? Lobotka in una squadra piccola come il Torino può far bene. Sta funzionando? Ah, sta funzionando, ecco qua. Sì, secondo me è una questione proprio di sederone. È un sederone, non è grasso, non è così che la vedo. Per me non c'entra Gattuso, è una questione di mentalità. Al 90° abbiamo iniziato a giocare dopo il gol. È vero comunque, si devono svegliare. È vero, Domenico, dopo aver fatto il gol, li ho visti, ma se riusciamo a segnare, andiamo all'arrembaggio, e li ho visti più svegli. Non puoi avere quella mentalità prima di fare il gol al 90°. Così si mettono anche un po' paura, una squadra che si sta difendendo in 11. È grave sto fatto della mentalità. Uno potrebbe anche dire Gattuso gliela deve dare la mentalità, perché chi è l'allenatore? Gattuso.
Però ragazzi, sveglia, dico io. Allora, purtroppo oggi non potrò stare a sentire la live, ma vi auguro comunque buona serata e nottata e forza Napoli, Muce e buon Natale se non ci sentiamo. Ovviamente domani farò comunque il video di approfondimento dove vi farò... Sarà... È originale, sì. È quello preso al MoMA, me l'hanno prestato per un anno, ce l'ho scomodato d'uso per un anno, al MoMA, al Museo della Storia dell'Arte Moderna, che sta qui a Manhattan. Me l'hanno prestato per un anno perché poi loro lo fanno se tu fai richiesta. Ting! Ting! Invece di Kim Kardashian, Kim Karbokta. Ah, dai che almeno ci facciamo un paio di risate. Con diritto di riscatto. No, lo devo ridare, prestito secco, tipo Bakayoko. È tipo Bakayoko. Robotico è uguale a Jesse Pinkman, te l'ho già scritto un po' di mesi fa. È vero, fammelo rivedere, fammi vedere se trovo una foto che gli somiglia proprio tanto. Ragazzi, ma io... se io faccio, voi non ci potete credere, però voglio... lo posso fare. Ce la posso... Avete sentito? Ma giusto perché sa da fa. Però un attimo. Vabbè, lo vedete così, la butto. E tale qua. Non si può dire niente, al riguardo. Mettiamolo sotto, eccolo là. Ok, dietro di me, perfetto, perfettissimo. Al rientro delle vacanze ci aspetta un Cagliari tosto, Pavoletti, Gio Pedro, un ass, Sottil, Simeone, attenzione agli ex e al grande uomo triplet Simeone. TD, hai ragione, la siringa dell'ex è nell'aria, ovviamente noi abbiamo paura, però si ci mettiamo paura è un ass. Gli altri che hai citato, Gio Pedro è forte, Simeone i gol li fa, ovviamente, Sottil è un ottimo giocatore, però che cacchio, voglio pensare che dopo un po' di riposo il Napoli si rimette a macinare, come abbiamo cominciato questa stagione, abbiamo dimostrato di poter fare molto meglio di quello che abbiamo visto. Dai. Forse la mancanza di Osimhen che perdiamo, dicono, contro il Cagliari, ci sarà, torno a fare cinema, non ho capito niente. Matteo, riprova con qualche virgola, ti prego, riprova. Vale, togli il comando su Fabian, crediamo in te, purtroppo non ci credo più. Marco, anche io ho perso un po' di speranza, era un comando di positività, no? Tipo il segreto qua così, che praticamente con l'universo, no? Lanciare un segnale positivo nell'universo, però ti devo dire la verità, anche io non ci credo più tanto. Buonasera Vale, che ne pensi di questo Napoli di stasera? Secondo te cosa gli manca? Perché non riusciamo più a vincere nonostante le occasioni? Diciamo, dobbiamo saper soffrire. Che ne pensi? Anto, creiamo anche poco in questo momento. Noi prima il nostro problema era che creavamo tanto e non eravamo precisi. I pali, i miracoli del portiere, le occasioni sprecate, oggi creiamo anche poco. Abbiamo creato poco, non siamo pericolosi. Serve tanto di più velocità. Saranno stanchi, ma su TikTok sembra marcia indietro, è uno schifo. Gaetano, ti capisco. Il tornare indietro non è sempre una cosa sbagliata, perché quando gli avversari si devono muovere, se tu fai girare bene la palla in velocità, gli avversari devono fare un movimento in più e speri che perdano le posizioni. Il Torino, come c'era da aspettarsi, non si sono mossi più di tanto, hanno aspettato, ma si sono resi conto che noi non avevamo la velocità e quindi potevano aspettare. Questo è. Cosa ne pensi di queste partite? Manca la grinta o bisogna fare una rivoluzione? Qualche giocatore secondo me è alla frutta,
sicuramente, però un po' più di grinta è inevitabile che me l'aspetto e la voglio, la pretendo perché non si possono avere queste partite. Vale, Fabian, secondo me può rendere tantissimo da mezzala insieme a Baca e Demme, sarebbe bello vederlo in alternanza a Zielo con un centrocampo più solido. Lorenzo, oggi diciamo che una cosa del genere era nelle idee di Gattuso, perché cominciamo con Baca e Demme e c'era Zielinski, poi nel secondo tempo si sarebbe potuto alternare con Fabian, però Demme è morto e quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Ha prima messo Elmas per provarlo anche trequartista, non ha funzionato e ci siamo rimessi 4-3-3. Vale, la stessa cosa che ho detto io con la Lazio, va bene il passaggio indietro, ma non quando stai vincendo. Quando non stai vincendo. No, ma anche per cercare il gol lo puoi fare. Se vai a vedere tutte le altre squadre, a un certo punto devono tornare indietro. Non sempre puoi verticalizzare quando sono tutti chiusi. Però devi essere più veloce, devi fare il movimento senza palla, perché se non fai quello, cosa che Lozano fa, per dettare il passaggio, se non fai quello è difficile, mentre Politano invece vuole la palla sui piedi e lì diventa sempre un po' tutto lento. Metto le mani avanti, io tifo Inter, quindi mi dispiace tanto perché con una squadra del genere potete combattere per altre posizioni. Con questo buonanotte e buone feste. Ciao Raffaele, grazie per la tua comprensione, perché questo è un messaggio di comprensione nei confronti di un Napoli che sulla carta può fare meglio di così, decisamente. Comunque la partita di Belotti è da far vedere alle scuole calcio, ha tenuto il reparto da solo. Ma un 4-2-4 con Elmas, Zielinski, Insigne, Petagna, Llorente e Lozano, tanto oramai perdevi? Sì, anche. Alla fine il 4-2-4 non è altro che un 4-4-2 con le ali Insigne e Lozano, che lo sappiamo che vanno avanti e indietro, e potevi mantenere Elmas e Zielinski dietro. Sì, ci poteva anche stare. Secondo me Petagna non era in grande spolvero, però ci poteva stare come soluzione, sono d'accordo. Non abbiamo un effettivo sostituto di Insigne e non spacciamo Elmas per quello, perché non lo è. Alessandro, no, ma Insigne per le sue caratteristiche è abbastanza insostituibile per quello che fa di raccordo. E così. Arriverà il terzino a gennaio, chissà, serve un rinforzo, chissà, è anche la mia risposta, non lo so. A sentire Giuntoli pare che si vogliano vendere Milik, si vogliano vendere Llorente e chissà se ha senso vendere Llorente in questo momento. Devi vedere come ti tornano quegli altri, a quel punto me lo terrei piuttosto che rinforzare, perché pare che Llorente abbia rifiutato la Sampdoria. Perché? Perché la Juventus pare stia pensando a Llorente come punta di scorta, perché a loro piacciono questi ritorni eccetera eccetera. Se poi devi rinforzare la Juve, a questo punto Llorente Muteng, per dirti, perché se Llorente loro lo mettono nel secondo tempo a fare qualche sponda, Llorente qualche rigore se lo prende. Sentitemi a me, sentite un cretino. Oggi Maksimovic e Petagna peggiori in campo, anche Politano però almeno lui provava, e diciamo anche che siamo la miglior difesa del campionato, però intanto ogni partita un gol lo subiamo minimo. Siamo la miglior difesa del campionato, Anto? Vuol dire che sì, perché anche vedendo le altre partite anche gli altri hanno preso parecchi gol, però la migliore difesa te la fai fritta, se poi non sei positivo in attacco. Era quello che facevamo con Sarri, palla indietro ma di prima per creare spazi, è quello che dovremmo fare oggi. Non sono un sarrista, era una precisazione. Giusto Mario, giusto. Quello era un movimento proprio veloce. Veramente quello è il problema, è che era di prima e quindi ti scappava il terzo uomo. I movimenti io non li vedo, perché non si muovono. Gattuso ieri a Lucca pure una continuazione di movimenti da fare, è incomprensibile. Donato, è incomprensibile. Non si vedono i movimenti, non si vedono più. È incomprensibile. E Gattuso sta a Lucan. Se con la Lazio c'era almeno l'alibi di dire Riccio non è Gattuso stava male in panchina, non li poteva telecomandare. Oggi Gattuso era in piedi, si è fatto un cuore così. Male. I like sono gratis gli altri giorni e a Natale si pagano cari. Com'è sta storia? Cioè, fatemi capire, non state lasciando il like per il Natale, il famoso Natale a New York.
Vi ho messo anche Bobotta qua dietro. Togliamolo che mi fa un po' impressione. Togliamo anche l'urlo. Mettiamo questi. Magari con questa foto ritorna il buon umore. Ritorna il buon umore e l'ho beccato il messaggio. Godo Juve Fiorentina godo di Matteo e l'ho beccato. È un richiamo per il fatto che noi sì siamo depressi, noi sì potevamo fare meglio, noi sì, e mi dispiace Rita, mi dispiace tanto, noi sì che potevamo fare qualcosa in più contro il Torino, però dietro di noi, alle nostre spalle, qualcuno ha preso 3 gol contro una squadra che insomma, ma noi dobbiamo guardare a noi, lo sapete, dobbiamo sempre guardare a noi perché gli altri poi si riprendono e noi stiamo ancora che non riusciamo a... Squadra scarica con poca voglia e poche idee, oltre all'assenza che comunque contro il Torino non avrebbero dovuto avere un peso così rilevante. Pablo, sono d'accordo. Già gli è tornato sto ragazzo, ma non è stato il buon umore purtroppo per lui. Cosa ne pensi di Vlahovic? È una bella domanda. Ho capito che sei tifoso viola. A me Vlahovic, la prima volta che lo vidi, mi impressionò tantissimo. Ha fisicità, ha un buon sinistro, può fare il reparto da solo ed è giovanissimo, quindi ha margini di miglioramento. A me piace tanto, però io ho visto mangiarsi dei gol clamorosissimi, dei gol alla Milik si è mangiato. Quindi credo che magari debba fare più esperienza, debba crescere magari con qualche attaccante esperto vicino. Vlahovic può essere un ottimo attaccante per il futuro. Sì, ma in realtà lui è un motociclista, non fa niente. Il Papu, sì, però non lo so se è una cosa fattibile a livello di mercato. Come lo stai dicendo tu, lo stanno dicendo alla Juve, lo stanno dicendo al Milan, lo stanno dicendo... Forse l'Inter è l'unica che non lo dice perché il Papu, essendo trequartista, sarebbe difficile da collocare, però lo potrebbero usare anche come seconda punta alla Sanchez. Ci stanno pensando tutti al Papu, è chiaro. E se rimanesse all'Atalanta, e se andasse in Inghilterra, e se andasse in America, lo vado a trovare, lo vado a prendere. A me Vlahovic mi ricorda proprio Milik, ma con le ginocchia più integre, quindi con più potenzialità future. Vedi Chris? Secondo me Vlahovic è più forte di testa perché lo attacca il pallone. Milik si caga sempre un poco sotto di attaccare il pallone di testa. Senza scuse, ma abbiamo giocato 4 partite in 10 giorni, è stato detto, non è stato detto e va considerato. Sempre, ovviamente, non è mai il solo motivo, però ovviamente è tosta essere brillanti quando devi fare tutte queste partite e hai delle defezioni importanti, perché ragazzi, i giocatori importanti sono quelli là della linea centrale, io lo dico sempre, il portiere, il difensore centrale, il centrocampista, l'attaccante, poi può essere anche il trequartista, dipende dal modulo di gioco. Ti manca l'attaccante, ti manca la prima punta che ti fa i movimenti, ti fa il gol e ti fa i movimenti senza palla. Ti manca il centrocampista centrale, secondo me migliore per questa formazione, che è Dem, perché ci è venuto a mancare e l'altra partita non ha giocato. Se l'ha conservato Potorin, Gattuso. Io non difendo Gattuso. Conservarsi Dem per il Torino, cagata, andava messo con la Lazio. Ci è mancato Koulibaly, che si è infortunato con la Lazio e ha giocato così e poi dopo è venuto a mancare oggi, e a porta non sappiamo mai chi è il titolare. Quindi tutto questo si somma e il risultato è questo Napoli che non ci piace più di tanto. Ufficiale, infortunio per Dem, si tratta di un trauma contusivo al gluteo destro, quindi cioè praticamente ha preso una botta. Vabbè, io ho visto la ginocchiata dietro la schiena, quindi era roba qua, in the back. Per favore non tirate in ballo la scusa delle partite in pochi giorni, lo fanno anche altre squadre così da 30 anni. Sì, vabbè, però Azzurro non è così
uno ogni 3 giorni, cioè di solito lo è quando hai le partite europee. Oltre alle partite europee ci hanno aggiunto un paio di partite infrasettimanali per finire in fretta, così. Poi è chiaro, tutte le altre squadre, qualcuno ha più modo di fare turnover, qualcuno non lo fa, non ne ha bisogno, qualcuno decide di non farlo e sono mentalizzati per farlo. Noi stiamo soffrendo in questo momento, ma non è una scusa, è solo dire le cose che succedono. È chiaro che anche le altre squadre sono così. E poi ragazzi, ma secondo me qual è il miglior modo di chiamare quelli che ci stanno dietro gobbi scolorati? Juve, non lo so, chiamateli come volete, io non li chiamo, li chiamo poco. Senza Osimhen, poi Mertens, siamo rimasti in zona punto di riferimento, sembra che la squadra non si fida di Petagna, pure io ho avuto questa sensazione qua. In tutto questo mi sto iscrivendo e cancellando perché volevo vedere un fatto pallone, ma niente da fare, mannaccia, stu fatto come va che frego. Grazie comunque per averci provato, amico mio. Resta iscritto. È rimasto Ciro Carlo Figo. Ciro, sei rimasto tu come ultimo. Devo aggiustare questa cosa qua. Non so come fare. Stream Elements. Noi ci diamo un'occhiata. Vediamo, magari si deve sbloccare qualcosa. Gallerie, gli overlay, gli alerts e overlay. Alert. Cambia. Faccio una prova al volo così. Io da milanista penso che il Napoli con tutti i titolari sia da scudetto, sempre forza Milan. Ivan, lo capisco che tu da fuori la vedi così, perché vedi i giocatori e dici Az, Osimhen, Lozano, Insigne, Bakayoko, Fabian, come è forte, Zielinski, Manolas e Koulibaly, bella squadra. No, guarda tutte le partite del Napoli, lo so, tu devi guardare la tua squadra, ma se guardi tutte le partite ti rendi conto che questi bei nomi sulla carta poi alla fine nella continuità ogni tanto a uno alla volta vengono meno e non ci fa niente. Lo scudetto è per altre squadre. A volte mi sembra il Napoli di Ancelotti contropiede di Zielu con i nostri che non correvano immobili e tornavano indietro. Osimhen sarà il rinforzo numero 1. Stare anche, ho capito il tuo messaggio, sì, la qualità di Osimhen sarà anche nella freschezza, no? Nella gioia, nella voglia, è una voglia contagiosa che magari darà pure un po' più di stimolo agli altri. Voglio sperare che succeda questo, perché altrimenti è tosta proprio. Allora, se io faccio, ragazzi, lo faccio un attimo a volo, no? Voi non ci fate caso, perché devo capire se io emulo subscriber event. Vedi che funziona. Questo è emulato, vuol dire che funziona, che se uno si iscrive deve funzionare. Vedi che funziona. E allora salviamo e vediamo se adesso l'ho sbloccato. Riprovateci, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Io non ci credo che 182 siete tutti iscritti. C'è qualcuno che lurca. C'è qualcuno che sta lurcando, che guarda, non è iscritto, sai, studia la situazione, che non c'è niente da studiare, dammi un'iscrizione. A 5.000 iscritti e ne mancano veramente pochi, ne mancano poche centinaia. Io faccio la giveaway, vi regalo magliette, tazze, trattamento VIP. Voglio regalarvi qualcosa, volevo farlo per Natale, volevo farlo per la fine dell'anno. Siete lenti, non fa niente, stanno lurcando. Brava Rita, stanno lurcando. Gabriele, non piangere, lo so, è una brutta partita, è stata una brutta cosa, però noi ci riprenderemo con l'anno che viene. Con l'anno che viene ti prometto che ci riprenderemo. Non è possibile che non ci riprendiamo, perché questa squadra non può scendere così in basso. Troppo brutti per essere veri. Ivan Paciotti, che saluto e ringrazio, ci ricorda che i rumori, mamma mia ragazzi. Sentite. Vi ricordo chi ha messo dislike domani si sveglia a marzo 2020. Mamma mia!
Mamma mia, questo è un brutto augurio, eh? Chi ha messo il dislike praticamente fa un flashback a marzo 2020, ti ha fatto tutto lockdown roll-up, ancora non sei sicuro, mamma mia che succederà, paura un gol, i guanti, le cose, mammaro carmara, è una brutta gatta da pelare. Io toglierei il dislike e metterei un like instead. Poi sono fatti vostri. Avresti preferito Amrabat invece di Bakayoko? Sì. Le poche volte che abbiamo giocato col centrocampo a 2 è stato devastante. Purtroppo Prandelli preferisce giocare a 3. Sì, avrei preferito Amrabat, anche se mi dicono, e chiedo a te che lo guardi più spesso, che fa un tocco in più, che è una cosa di cui noi ci lamentiamo con Fabian. Però Amrabat a me piace tanto, mi è piaciuto tanto col Verona, e quando lo vedo con la Fiorentina comunque intravedo le qualità di un giocatore completo, che c'ha il lancio, c'ha fisicità, rincorre gli avversari, c'ha una discreta qualità, quindi sì, l'avrei preferito, devo dire la verità. Ritorno al futuro, esatto. Back to the Future sono fatti vostri, a quel punto. Sono veramente fatti vostri. Chi preferite seriamente tra Ospina e Meret? Crazy. Oggi Ospina, domani spero che lo vendano, così si punta su Meret e basta. Perché Meret deve avere la tranquillità di essere titolare, altrimenti non vedremo mai il suo potenziale, non imparerà, starà sempre col piedino un po' tirato. Un terzino fattibile che il Napoli può prendere a destra e a sinistra, dico. Faraoni il Napoli può prendere, Letizia il Napoli può prendere, però non è che fa il salto di qualità. Quelli che ti fanno fare il salto di qualità non lo so se il Napoli ha intenzione di spendere. Devi vendere prima e poi si vede. Io credo che il terzino fattibile che il Napoli può prendere noi non lo conosciamo. Giuntoli sì, e dico Giuntoli con la J, con la U e alla fine Li con L-E-E. Giuntoli. Da marocchino che lo seguo tantissimo, non esagero, ma è un Allan 2.0, forse anche molto meglio e silenzioso ed educato. Diciamo che per esperienze passate è grande giocatore che avrebbe fatto bene. Vedi? È molto importante sapere, capito, da chi. E tu pensi ad un Marcelo del Real Madrid che prende 45 milioni al mese. È crazy. Tu per questo ti chiami Crazy Axel, perché sei crazy. You're completely crazy. Absolutely insane. You're mad, mate. You're mad. Marcelo, se se ne va dal Real Madrid o va alla Juventus, perché viene in Italia, perché in Italia non paga le tasse, lo sapete la storia delle tasse, pagano 100.000 forfettarie, quindi venire in Italia a svernare a loro conviene. Si comprano una casa in Italia che fa sempre comodo, eccetera, eccetera. O va alla Juventus o all'Inter. L'Inter ha ripreso un pochino di questa cosa per le vecchie glorie. Non lo so se il Milan è in grado. Già il Milan secondo me non è in grado di pagare lo stipendio di Marcelo. O va al Bayern di Monaco, ma non credo. Il Bayern di Monaco punta su Davis, su gente giovane. Basta. Cioè queste grandi e vecchie glorie vanno a svernare o in una delle due, oppure se ne vanno in una squadra tipo Paris Saint-Germain, oppure a Dubai, in Cina, in America. Questi giocatori non vengono a Napoli. L'estate scorsa il Napoli era molto vicino a Teo. Da milanista sono contentissimo sia venuto da noi, però la dimostrazione è che si possono risolvere certe mancanze con lungimiranza. Io non lo so quanto eravamo vicini a Teo, sinceramente, però è ovvio che Teo Hernandez è uno dei più apprezzati terzini in questo momento che ci sono in Italia e fa la differenza. Si poteva, se il Napoli era vicino, ha sbagliato a non affondare. Ma se poi contemporaneamente lui ha avuto anche l'offerta del Milan e ha preferito il Milan, c'è sta poco da affondare, non lo sapremo mai. Vendere Fabian e Bobotta e comprare Soumaré, fisico, velocità, tecnica e 20 anni. Abbiamo anche buoni rapporti con il Lille. Non sei il primo che mi fa il nome di Soumaré, è un ottimo prospetto secondo me. Poi va aspettato perché anche lui 20 anni. Però sì, è un'operazione quasi da un po' da fantacalcio, perché non è facile piazzare e vendere
e comprare subito, però sa da fare, è il loro lavoro. Vale, vi devo lasciare che domani mi devo alzare, un abbraccio, ne esco più rafforzato e speranzoso, mi fa piacere, caro Ciro. Un abbraccio e buon Natale a tutti e speriamo che ce la facciamo, immagino. Ho sbagliato il congiuntivo? Scusi. Vale, lo sai che c'è un giapponese che ti fa anche lui live reaction? Lo so, Roberto, lo so, me l'hanno consigliato di andarlo a vedere. Se fa 500 like sono il basso e fa 2 centimetri di capelli. Chi è qua? Manolas, di cosa sta parlando? Martin Humphreys si è abbonato al canale, ma in realtà io già so che l'ottimo Renato è semplicemente un rinnovo. A volte mi riesce il rinnovo perché si rinnova automaticamente e comunque il rinnovo è tanta roba perché è il supporto costante, no? E quindi alla grande. Contro le perdite di tempo, approveresti il fatto che i giocatori che richiedono l'intervento dei sanitari devono uscire per almeno un minuto? Sì, Mariano, e mi dai lo spunto per ripetere quello che ho detto anche nella reaction. Ragazzi, non ce la faccio più a sentire gente che urla senza essere toccati o quando vengono sfiorati, tirano un pochino la maglietta, cadono e piangono. È una roba che non si può vedere più. Forse quando c'era il pubblico era tutto camuffato e l'hanno sempre fatto, non lo so, ma ad oggi le partite sono diventate insopportabili. La telecronaca inglese ci stanno ridendo in faccia, ci ridono appresso perché dicono ma non è stato manco toccato, ma perché urla? Cioè il telecronista che non sopporta e non riesce a credere a quello che stiamo vedendo. Insopportabile. A questo si aggiungi perdite di tempo, simulazioni. Oggi Izzo con Llorente non viene toccato nemmeno dopo un'ora che erano saltati insieme, si mette la mano in faccia senza niente, non era successo niente e comincia a piangere, si rotola a terra, buttano la palla fuori. È una roba vergognosissima e lo dico anche se lo fanno i giocatori del Napoli, non mi interessa. È una roba troppo schifosa che mi sta rendendo il calcio antipatico da guardare. Vale, si è cancellato? Lo so, è vero, vuol dire che come è ricominciato da capo, vedi? È ricominciato da capo, mo sta all'1%. Non sto capendo niente con queste allerte, stanno succedendo un po' di macelli. L'importante è che si mantengono le donazioni super chat e PayPal qua sulla cosa perché sta succedendo un macello. Ci hanno massacrato di calci, sì Angela, è vero, ma il Torino questo può fare, non hanno qualità di manovra, hanno la foga di sperare di mantenere il risultato, il pareggio, hanno fatto gol, quindi volevano mantenere il vantaggio. Questo è il Torino, purtroppo è così e tu devi essere bravo, essere più veloce che non ti prendono. Anche con Sarri ci volevano pigliare a calci, ma noi facevamo girare talmente veloce la palla che non ci prendevano. Vale, in mezzo alle non partite bellissime qualcosa di positivo c'è. Abbiamo capito che contro Manolas è fondamentale Lozano. Contro Manolas è fondamentale e Lozano è un top player. Contro la Lazio Manolas ha fatto sentire la sua assenza. Sì, Manolas meglio di Maximovic nelle ultime uscite e Lozano è una soluzione tattica, visto che siamo lenti, almeno Lozano ti dà lo spunto, lo puoi lanciare in profondità, oppure se gli dai la palla sui piedi, punta l'avversario. Teo sembra Gulam dei vecchi tempi, La cosa che mi fece rabbia, si infortunò nel suo momento migliore, eravamo una macchina da guerra, quando si infortunò avevamo un mini calo. È vero Manuel, è vero, funzionava tutto alla perfezione su quella catena, tra Gulam, Hamsik e Insigne non si capiva niente, mamma mia come eravamo forti. Urla, disperazione, pianto e morte che sembra imminente fino al momento in cui l'azione continua, il parone arriva nelle vicinanze e a quel punto miracolo, si alzano, corrono, stanno benissimo. Francesco, l'hai descritta proprio bene, è uno schifo. A me piace Singo, pure a me. Quando mi parlavano del terzino prendibile destro,
Faraoni ho detto, Masingo in prospettiva, ottimo terzino, ottimo veramente. Abbiamo guardato. Meno 10, mancano 10 like. Che succede a 10 like? Devo suonare? Anche perché io tra un po' me ne devo andare, ragazzi. 300 ci arriviamo, solo 300. Solo 300. Altrimenti lascio la live così. Cioè, improvvisamente faccio una magia. Se faccio una magia, mi mettete il like. Siete pronti? Faccio la magia. Guardate. Il Vesuvio dietro la finestra ed è giorno. È una magia a tutti gli effetti. Solamente, vedi, senza mani. Non è che ho cliccato una cosa, senza mani faccio le magie. Dai, un like per la magia. La magia di Bobotta. Bobotta. Com'è morbido Bobotta. Vedete, questo è Bobotta. E questo qua è morbidissimo. È il giocatore più morbido che c'è. Guardate com'è morbido. È il giocatore antistress. È straordinario. È una cosa che non si può. Quello per questo servono i 25 milioni ben pagati, perché quando stai male, quando Gattuso non si sente bene, no, Maronna mi fa male l'occhio, può andare da Bobotta e lo può accarezzare così, vedi? Così sì. Ma che sta roba? Ma che piega sta prendendo? Qua si parlava di tattica una volta. Siamo arrivati a 300. Allora volevate la SMR di Bobotta. Allora questo volevate, ha già capito? Ha già capito. A 350 like Vale ci regala 5 minuti di ASMR e credetemi è magnifico. Ma io lo posso fare. Se arriviamo a 350 lo posso fare. Cioè abbiamo un'altra ventina di minuti, dai. Perché poi veramente devo andare. C'ho le prove, vado a suonare. Il basso è lì per questo. Nel frattempo le luci, tutta sta capitania, sto sparendo, vedi un po'. Abbiamo parlato di Ritorno al futuro. Quando sparisce dietro stanno succedendo cose strane. Il migliore del Napoli in questo momento se la giocano Manolas, Zielinski, Insigne e Lozano in questo momento. Demme se giocasse. Questo è. Allora, ma quanto è forte Singo? Molto. Mi piace tanto. Rivoluzione in difesa, via tutti, solo K2 di Lorenzo e forse Manolas. Gattuso deve essere messo in discussione. Bobotta, mi fai morire. Bobotta. Bobotta può diventare anche Borbotta. Andrea Pizzali, riguardo queste partite, nonostante il nervosismo, anche da parte mia ricordo le mancanze di Osimhen, Driss e Culi. Riguardo queste partite, no, ma sì, Andrea, noi dobbiamo essere onesti fino in fondo al 100%, anche se siamo incazzati e sappiamo che possiamo dare di più anche con questi giocatori, dobbiamo considerare il fatto che è difficile rinunciare a certi elementi chiave. Vi faccio notare che sotto la cravatta è l'urlo, magie di livelli altissimi. A 5.000 iscritti segreto di Bobotta, perciò iscrivetevi, non solo c'è la giveaway, ma faccio anche il segreto di Bobotta, quindi vi consiglio di. I peggiori del Napoli secondo te? In questo momento i peggiori, mamma mia, vabbè, Fabian, purtroppo Fabian è uno dei peggiori, non sta giocando alla grande. Lo stesso Bakayoko, dopo un inizio ottimo, sta avvenendo un po' meno, anche lui probabilmente ha bisogno di un po' di riposo. Petagna ci può dare qualcosa in più, e tra i peggiori Maksimovic ci ha un po' deluso nelle ultime partite. Ma nessuno parla di Di Lorenzo che sta dando continuità alle sue prestazioni nonostante il fatto che stia giocando tutte le partite. Armando, sì, no, Di Lorenzo non ha potuto riposare, ha avuto dei momenti anche di partite brutte,
però sta tirando la carretta un po' come la tira Mario Rui dall'altra parte, perché Gulam neanche è una soluzione spendibile per 90 minuti. Non riesco a prendermela con Di Lorenzo. Molti continuano ad attaccarlo, io non ci riesco sinceramente. Ho la cravatta green, sì, è proprio così che funziona. Valerio, a centrocampo non manca un playmaker. Un playmaker è Demme e un playmaker è Lobotka. Lobotka. se giochi 4-3, sì, devi avere il centrale che imposta e fa il regista. Oggi abbiamo giocato 4-3-3, però con Bakayoko, e come vedete la manovra non si sviluppa bene, perché tu non puoi fare il passaggio semplice, ma devi arrivare direttamente alle mezze ali. E quando sono tutti chiusi dentro, la manovra è macchinosa. Quando invece gioco 4-3-3 con Demme, molto meglio. Anche con Lobotka, molto meglio in potenziale. Che sta succedendo alla maglia? Perché sta cambiando la luce quando la luce è sempre la stessa? Non si capisce! Buonanotte TD, grazie mille, grazie sempre di queste grandi serate che ci fai passare, buona fortuna e ti ammiro, hai un fan sfegatato in più, grazie mille amico mio, ci apprezzo moltissimo. Ma se dovesse il Napoli a gennaio prendere Nainggolan, chi tra Demme e Lobotka andrebbe via? Lobotka senza dubbio, ma non lo prendiamo Nainggolan, Crazy, tu c'hai sempre queste crazy idee di mercato che purtroppo non avvengono. A me mi dispiace pure toglierti dei sogni, perché magari uno hai delle speranze, ma lo sai che da me non avrai mai non avrai mai questa cosa così. Il Napoli ha preso su Eriksen, è fatta. I contatti privati mi hanno detto che non ne faccio sti cose. Quindi Nainggolan non lo prendiamo, e se va uno via sicuramente Lobotka che non Demme. Io non capisco perché non hai un portiere titolare, in questo modo non dai mai la possibilità ai difensori di prendere la vera confidenza con il portiere, serve uno fisso come minuti titolare e basta. Io sono d'accordo con te, Neapolis, sulla questione del portiere, però mi sembra evidente che sia operata una scelta. Il portiere titolare di Gattuso è Ospina e lui fa giocare Meret nelle partite meno toste, cioè con le squadre più piccole, giusto per non lasciarlo marcire in panchina, perché comunque è stato un investimento della società. Credo si siano messi d'accordo dietro le quinte. Ospina non la soffre questa cosa, Meret un pochino la soffre. La difesa alla fine sono d'accordo che può soffrire un pochino il non sapere chi c'hai alle spalle. Ho rotto gli occhiali del bel gioco. No, questi non sono gli occhiali di Saverio Solido. Oddio, come faccio? Piango, piango veramente. No, li posso aggiustare. Se ne è venuta la vitarella, quindi devo metterli da parte, e la vitarella devo mettere qua. Dopo devo aggiustare assolutamente. Like alla live prima del Natale. Andiamo ragazzi, cercate in tasca gli ultimi like, stanno lì a breve, anche perché tra 10 minuti ragazzi finisce, prendo le ultime domande e chi si è visto, voglio dire. Un like per la Vitarella che poverina ci ha lasciato. Tu hai gli occhiali gialli, sì, quando tutto manca, che però sicuramente saranno leggermente trasparenti, perché oggi vedi non si capisce niente con le luci. Luci troppo sparate, questo è il problema. Forse devo abbassare un po', così meglio? Non lo so. No, vedi, male. Che cazzo sta succedendo stasera? Madonna mia. Non va bene niente. Hi there. How are you? Ti saluto anche Ivan, quindi già sai. Qui sono le 7:13 del pomeriggio. Caro Gianni, Isabella, buon Natale anche a te. Stefano Pozzoni, Valerio ciao, sono iscritto da pochissimo nel tuo canale, benvenuto. Ti scrivo dal nord, da Mantova, volevo chiederti per una tua sull'ennesima prova di forza del mio Milan, per te scudetto possibile? Stefano, decisamente possibile, soprattutto quando prendi anche le partite che non vanno bene per i capelli,
non l'ho vista, quindi non so, magari avete dominato per 90 minuti e i 2 gol sono stati sfortuna, però quando la prendi per i capelli è un segnale anche quello. Noi dobbiamo essere contenti oggi di aver recuperato almeno un punto e aver pareggiato. Poi noi siamo depressi per la prestazione, quello è un altro paio di maniche. Però prendere per i capelli le partite che vanno un pochino più così, contro la Lazio poi, non è poco. E le due milanesi, l'Inter sta lì ed è bene, capito, alla sosta aver ribadito da parte del Milan che l'Inter non se ne può scappare. Loro hanno risposto. Thank you bro, I love you Italia. Mo giorna il nostro inglesi, cioè inglesi non so di dov'è, ma insomma ci scrive sempre che ci vuole bene. Allora, dato che mancano 10 minuti, arriviamo almeno a 315-320, già, giusto per fare un po' botta finale che a quanto pare voi amate. Buonasera Valè, e che disse poverina da voti il Napoli di Sarri? Luigi, non sei l'unico. Abbiamo iniziato questa live parlando di Sarri e finiamo la live parlando di Sarri, però ovviamente ci sono troppe condizioni che si devono incastrare. Rita, la vuoi smettere, maledetta? Ma il basso per un suono bellino a Natale, maronna mia. Ragazzi, lasciate un like per Rita, non per me, solo per Rita, per la mia mod top di gamma, che non solo è mod, non solo si fa un cuore così, e dico cuore, e quando dico cuore intendo cuore, no? Così per moderare, per farvi cacciare i like che tenete nascosti in tasca. Dona pure, come devo fare con te? So come devo fare, so cosa devo fare. Allora, ti seguo sempre, ma devi dare un bacino, Yam. Isabella, do un bacino ASMR. Chissà se è arrivato forte, non lo so. E Rita a meritarsi like, no? Ma infatti sì, Mario, voi dovete capire che certi like sono per il falco. Io vi saluto e vi auguro buon Natale, grazie Giuseppe anche a te, ragazzi, buone feste a tutti. È la mod top player, senza dubbio Marat, anche voi non scherzate, Marat, GioTV, Ivan, voi siete veramente forti, veramente forti, però lei è top di gamma. Qualcuno di buona volontà che mi darebbe una mano a prendere in braccio ed accompagnare Fabian ovunque voglia andare? Ragazzi, penso che troverai dei volontari su questa live. Salutiamo anche Bepi, che penso sia il primo in assoluto che ti darebbe una mano sotto questo punto di vista. Sì, è uno di quelli che sinceramente ne farei a meno senza problemi. E ragazzi, manca poco, 311 altri like per tutti noi, sono i like tutti gli spettatori. Buon Natale ragazzi, veramente siete stati carini, anche perché se voi avete visto la reaction io ero molto depresso. La vostra presenza mi fa sentire meglio perché mi sento meno solo. È tosta stare qui senza la famiglia, voi lo sapete. Non mi posso nemmeno, cioè non mi posso divertire. Manhattan è una bellissima città, ci sta tanto da fare a Brooklyn, nel Queens, Staten Island, nel Bronx, c'è tanto da fare, ma non si può fare niente. Tutto chiuso. Buon Natale Roberto. Non si può fare questo, non c'è sta la famiglia, gli amici stanno pure loro chiusi a casa, eccetera, eccetera. Non posso lavorare, che sarebbe comunque uno sfogo anche economico, oltre che la mia più grande passione insieme al calcio. È tosta. Voi con la vostra presenza e con il vostro supporto fatto di like, di commenti, di visualizzazione, perché anche solo chi guarda per me è un grande supporto, e di presenza costante su tutte le piattaforme, per me vale tutto l'oro del mondo e veramente non so come ringraziarvi tutti i giorni. Vale, secondo te se Petagna fosse caduto quando i difensori di Torino gli ha tirato la maglia ce l'avrebbero dato un rigore? Angela, ti dico di no, però dobbiamo cominciare a cadere. Hai fatto bene a sottolinearlo, anche lì c'era un po' di tiratina di maglia, era poca, è successa la stessa cosa oggi con l'Inter. Lukaku è caduto, si è girato sconvolto e ha detto: ma come? Non mi hai dato il rigore? No, è troppo poco per chiedere il rigore,
per onestà intellettuale si dice, ma devi cadere e devi girarti perché almeno il dubbio ti deve venire, così alla prossima, visto che questi arbitri fanno così e compensano quando sbagliano, c'hanno il dubbio, se c'è un altro mezzo rigorino magari ne fanno un rigorino sano e così, ma tanto non ce li danno. Io ci ho perso l'assassino. Ci ho perso l'assassino, nel senso, volevo dire, ci ho perso la speranza, ma ho letto Scream l'assassino e ho detto ho perso l'assassino. Rita, su questo io devo chiamare un buon medico, perché una cosa è il bicarbonapoli, una cosa è la dislessia, quando scambio inglese, italiano, dico una cosa per un'altra, eccetera, eccetera, ma ho perso l'assassino, credo che sia la cosa, non lo so dove succede. Veramente non lo so dove è successo. Vabbè. Comunque, è arrivato il momento, perché voi ve lo siete meritato, con la vostra presenza. Sembra tutto verde perché in realtà i colori sono sbagliati, ma non fa niente. Devo aggiustare anche queste cose qua. Ah, credo di aver capito che è successo. Sì, sì, ho capito. Ho capito. So come risolvere, cioè non so se riesco a risolvere, ma ho capito perché. Vale, ti faccio i commenti al Milan, però hanno avuto 15 rigori, noi 0, noi 9 in 3 anni, è una cosa comica e atomica, amico mio, è vero. Non lo dobbiamo né dimenticare né fare finta di no. È così, è assolutamente vero. Allora, vediamo un pochino. Visto che siamo alla fine, ma ci sono dei commenti dell'ultima ora, gente nuova che insomma si sta collegando adesso. Ninja di Cigliano, io spero che questo Napoli si concentri a giocare come le prime partite, quello sì che era un Napoli. Comunque buona vigilia anche a te, amico mio. Devo togliere questa musichetta in sottofondo che è molto bassa, voi probabilmente non la sentite nemmeno, però ok, tra 23 like parte la SMR sicuramente, però attenzione che qua rimbomba tutto. Gattuso è un grandissimo allenatore, secondo me sta facendo bene malgrado queste ultime 3 partite, ma se per caso tra 1 o 2 anni si presentasse Sarri ti andrebbe bene un ritorno? Tra 1 o 2 anni, non lo so Alessio, io credo che dobbiamo guardare avanti invece che guardare indietro, questo è il mio pensiero. Perché l'ho letto e sono partito direttamente, però voi lo sapete che allora spero che Babbo Natale, che è successo? L'ho beccata prima che la scrivesse, prima che uscisse Mertens addirittura. Come sto andando? Last Christmas I give you my heart, but a very nice day you give it away. This year to sending from tears I give you... Perfetta, sei perfetta. Nessuno potrà superare la tua pronuncia e ti proporrò per The Voice America. Appena si può viaggiare vieni e c'è tranquillità. I hope to be up there on the cord of the sword to make everything safe aboard, to make the way more accord. La pizza italiana. Buongiorno, è qualcosa di fantastico perché è un misto di poesia e amore per l'Italia con questo italiana. I love you, man. I love your messages. They make no sense, but they make me smile. They make me smile, so smile is good. Smile is good. Brava Rita, vedi? Ci siamo quasi. Bobotta. Voglio fare un po' di groove perché io stasera suonerò metal con la mia band metal, però
Secondo me se faccio un giro di basso non lo so, ho sempre paura degli strike di copyright, però se non rompo niente è meglio. Soldata innamorata. Come fa soldata innamorata? Devo studiarmela. NIB. Oh, yes, that's good. That's a good one. Shit, I forgot. Yes, I remembered. Allora, nuovi video di vita mia. Like per le richieste. Sì, se poi volete andare nelle richieste specifiche, Garota dei Ipanema non la so, però avevo letto qualcosa, i Pantera, magari. Ah, vedi, tu fai Black Sabbath e Saverio solito reagisce e aspettano qualcosa su Maradona. Mi devo studiare la versione rock di Marado, la mano de Dios, Marado. Me la devo studiare e la prossima volta, se arriviamo a 500 like, ve la faccio. Ma quelle sono... Dovete sapere, ragazzi, che il basso per me è un lavoro, quindi parlare di calcio lo faccio gratis, ma suonare mi dovete pagare, perché non si suona gratis mai nella vita. Bisogna sempre farsi pagare per le cose che uno ha studiato. Le specifiche, quando uno è specifico che ha studiato una cosa, ti devi far pagare perché è il tuo lavoro, perché se cominci a farlo poi gratis non ti, come si dice, non ti apprezzano più. Dici, vabbè, quello è quello che lo fa gratis, se abbiamo dei soldi chiamiamo il bassista quello che si fa pagare. No, io so che ho un valore come bassista e bisogna essere pagati, però sto scherzando. Per voi nel canale YouTube che non è musicale si può fare anche questo. Qualcuno mi aveva chiesto, Napoli, avete visto la pianista su Rai 1? Non mi ricordo, c'era Serena Rossi ospite e hanno improvvisato Napoli e ha fatto una brutta figura. Ora probabilmente non se l'erano preparata, lei ha cercato di improvvisare, ha steccato tutti gli accordi. L'ottima Serena Rossi è stata brava a continuare a cantare sugli accordi sbagliati e hanno fatto in modo di non farsene accorgere, però ovviamente tutta la comunità dei musicisti si è indignata, ha detto non si può fare, che sei pianista la Rai, eccetera, eccetera. Ha fatto male vedere una cosa così, però capisco quando uno viene incalzato, un musicista anche bravo, anche esperto, in un momento improvviso e fai una brutta figura, è tosta. L'abbiamo fatto tutti ci siamo passati per una cosa. Ha già suonato, non la so, devo suonare lo stesso e quindi è brutto. Allora, Italia the love cause there's dove I hope to fly in our dreams and I have to approve when I move. Absolutely unbelievable. The patience is the virtue of the strong for these Naples. Manuel, speriamo, la pazienza però non è illimitata. Sta iniziando a fare il rap. Bella Roberto, vai. Buttati a capofitto. La camisa nera col basso dovrebbe essere top. Com'era?
In realtà, quando ci sono alcuni giri che mi ricordano sempre Az, se io suono il giro di basso di Az, voi la cominciate a cantare dove state tra di voi, cioè non so se vi ricordate la canzone Az di Federico Salvatore. Però, dato che non posso cantare e suonare insieme perché è quasi impossibile col basso e non ho questa indipendenza, no? Mi piacciono i panini, ketchup. Non so le parole e quindi non riesco a fare. Sarebbero i moderatori che dovrebbero poi cantare mentre suono. E queste, ragazzi, io credo che debba andare via, credo che voi siete stati straordinari, è arrivato il momento di salutare Bobotta, ma in una maniera speciale, in una maniera particolare, perché? Perché? Mi abbasso sempre di più. Perché no? È perché bisogna capire le cose fatte bene. Allora, perdo un po', c'è un po' di luce, mi manca un po' di luce, devo mettere le luci rosse, la luce rossa. Allora, mi faccio i panini, maionese e ketchup e poi per digerire un vecchino di grappa, indosso le magliette, robe di K e sotto i pantaloni metto solo i make up. È vero, vedi come sono forti i miei moderatori, fortissimi. Ma vedi un po' il moderatore russo che conosce le canzoni Az meglio di me, bravo. Da quando sono i Valè? Da tutta la mia vita, Andrea. Ho cominciato, che tenevo 13 anni, 12-13 anni, ora ne tengo 37, fatti un po' il calcolo, fatti un po' i tuoi calcoli. Una volta l'ho provato, non farsi sette belle effetto ritardante, è nata Pappaniello. Grande. Mi state facendo ricordare anche le frasi che non mi ricordavo, straordinario. Comunque, ragazzi, dovete capire una cosa. Non è una questione di moduli, non è una questione di sistema di gioco. È Lobotka. La presenza stessa di Lobotka ti crea quella famosa, cioè la morbidezza, no? La stessa sua morbidezza in panchina, anche se non è in campo, rende tutta la squadra un pochino più morbida, un po' più lenta, ma non è che è una lentezza, sai, è quella cosa di cattiva volontà che non voglio essere, sono un pochino più dolci, addolciti, sai, non ci mettono quella cazzimma perché Bobotta, no? Cioè tu guardi, ti giri, vedi Bobotta in panchina, ma mi sembra evidente che te ne vai piano, tranquillo, non c'è fretta di fare niente, che poi alla fine della partita andiamo a fare qualcosa, mettiamo il microfono, mettiamo a fare il Bobotto. Quando c'è Bobotta in panchina tutto diventa più morbido, anche la manovra. Ma non è una questione di cattiva volontà. Voi adesso, esatto, bravo Vincenzo, voi adesso andrete a dormire, vi sognerete Bobotta che vi fa praticamente, vi canta la canzoncina della Ninna Nanna e vi accarezza la fronte. Immaginate un Bobotta gigante a fianco a voi nel vostro letto, tutto bello grosso, bello grossino. Faccio vedere, non è proprio lui, però giusto per così ve lo ricordate. Ecco, un Bobotta di queste dimensioni, cioè la testa, il corpo è così, però il Bobotta è così e ve lo ritrovate vicino al letto che vi abbraccia e vi dice buonanotte, vi dice non ti preoccupare, andrà tutto bene, ed è così che noi dobbiamo finire questo anno pensando che l'anno prossimo andrà tutto bene, perché Bobotta è lì che ti aiuta, Bobotta ti protegge, Bobotta ti dà protezione, ti dà quel senso di protezione che già sai che l'anno prossimo non può essere che migliore, perché questo 2020 ci ha rotto proprio i coglioni, però con Bobotta il nuovo anno sarà straordinario.